2 match in trasferta che hanno prodotto dei punti, eccolo in casa alla ricerca di quello che è il successo che manca tra le mura amiche, successo che ha ottenuto in trasferta su quel di Parma, a cui ha bissato poi il pareggio sul campo della Juventus. Un Cagliari che crede tanto in questo risultato, ma che deve fare i conti con un Torino che è partito decisamente bene, ma come hai detto giustamente tu, che ha perso il suo bomber Zapata, e dovremo vedere quale sarà la capacità di reazione della squadra di Vanoli con l'assenza appunto di Zapata e con l'impiego di Sanabria. Andiamo a vedere le due formazioni, partendo dal Cagliari, che praticamente conferma la medesima formazione delle passate partite, a parte Obert che invece è acciaccato e quindi non sa del match. Sconfette il portiere, i 3 di difesa sono Zappa, Mina e Luperto. A centrocampo a destra giocherà con il suo solito utilizzo un po' più avanzato Zortea. I 2 interni saranno Makumbu, insieme a lui ci sarà, come nelle precedenti partite, a dopo. A sinistra giocherà Augello, il trequartista sarà Viola, con Zortea al suo fianco che chiaramente gli darà supporto, e con dall'altra parte Luvumbo e Viola centrale alle spalle dell'attaccante Piccoli. Insomma, il solito dispositivo: 3 uomini sulla linea di difesa, poi 2 mediani e se volete 3 trequartisti con Piccoli avanzato, quindi una formazione votata decisamente a spingere sugli esterni, con Zortea e Zappa che si aggiunge spesso, e dall'altra parte con Augello che potrà spingere trovando sulla stessa corsia, molto più largo delle prime 2 partite in cui aveva giocato da seconda punta, Luvumbo pronto a puntare gli avversari. Dall'altra parte il Torino con Milinkovic-Savic tra i pali, difesa 3 composta da Valukiewicz, Coco e Masina. A destra giocherà Voivoda, i 2 interni saranno Ricci e Linetti. A sinistra giocherà Lazzaro, il trequartista è Vlasic. Le 2 punte, come abbiamo detto, sono Sanabria e insieme a lui il numero 18 Adams, da prendere con le pinze, giocatore molto molto interessante. Queste le 2 formazioni quest'oggi, Andrea. A te le valutazioni, dopo ritorniamo ancora in collegamento. Assolutamente sì, sicuramente 2 squadre che affrontano e si preparano a questa partita con grande speranza di portare via i 3 punti che sarebbero fondamentali per tutte e 2, una per continuare le buone cose viste nelle ultime 2 uscite e l'altra per rafforzarsi dopo aver perso una risorsa così importante come può essere il bomber. Un bomber che verrà sostituito da Sanabria, che ormai si presta sempre nel corso degli annate a fare un po' il sostituto della prima punta. Anche quest'anno avrà la sua occasione in maglia granata, ma hai detto bene, hai messo in evidenza Adams, che è colui che si deve tenere d'occhio con maggiore attenzione, vista la bravura nel spostarsi nello stretto e anche nel dribbling. Sì, bisogna tenere molto d'occhio Adams, anche perché con l'assenza di Zapata avrà maggiore spazio per potersi proporre in zona avanzata, quindi secondo me diventa il nemico numero 1 della difesa del Cagliari. Bisogna stare molto attenti ai suoi movimenti, ai suoi guizzi all'interno dell'area di rigore. Un Cagliari che non ha un punto di riferimento come poteva essere Zapata, e dovrà stare attento appunto a chi si muove con un po' più di dinamismo e cerca di approfittare di questi spazi. Tra l'altro dinamicità che ci può essere anche nella formazione del Cagliari, come abbiamo visto nelle scorse partite, una squadra che all'occorrenza può spostarsi a 4 in difesa facendo allargare Zappa e mettendo Augello e diventare un nuovo camaleonte con la sua nuova pelle per attaccare. Quindi oggi potremo vedere anche queste scelte, vista poi la difficoltà effettiva della partita. E abbiamo detto un solo cambio effettivo a livello di nomi tra la scorsa e questa, fuori Obert e dentro Augello Luvumbo dal primo minuto. Vedremo se l'angolano riuscirà finalmente a sbloccarsi, visto che è uno dei giocatori tra l'altro con più expected goals, e quindi è un po' quello che tutti quanti aspettano maggiormente. Sì, decisamente sì, è un giocatore che in questo momento non è riuscito ancora a fare gol, quindi tutti saranno molto attenti a questa cosa, perché comunque per un attaccante il gol è tutto. È vero però che nelle precedenti partite un po' di subbuglio lo ha creato, quindi ha contribuito certamente ad alcune delle azioni preoccupanti del Cagliari, e speriamo che quest'oggi possa concludere. Purtroppo quando tu non vai in tabellino, soprattutto per l'attaccante, anche tutto il lavoro che fai sembra essere un lavoro vano, non certificato. Lui la certificazione la cerca
appunto con il gol, senza che diventi un'ossessione, perché abbiamo visto che talvolta la ricerca del gol porta anche a non fare le scelte azzeccate dentro l'area di rigore. È proprio così, e in subbuglio sono anche i nostri ascoltatori che ci scrivono al nostro WhatsApp 340 5186 036, tifosi che sono un po' ravvivati dopo gli ultimi 180 minuti che hanno visto portare a casa 4 punti. Ci ha scritto il nostro Luigi con la formazione mi piace, ci ha anche dato le informazioni, lo salutiamo con affetto il nostro Luigi. Ci ha scritto Forza Casteddu Alessio dalla Curva Nord, così come dalla Curva Nord anche Francesco che ci ha mandato la sua foto in una avventura alla faccia delle nuvole, quella che hanno scelto i nostri tifosi che oggi si sono presentati allo stadio. Ci salutiamo anche Luigi. Ciao ragazzi, si potrebbe discutere sugli uomini, ma finalmente dopo secoli abbiamo una formazione base. Forza Cagliari, sei d'accordo Vito? Abbiamo la formazione base, abbiamo un'idea di gioco, abbiamo un'idea di gioco dove le formazioni possono essere base per un certo numero di partite, ma dove dentro quelle formazioni possono entrare delle alternative, perché quando tu hai un'idea di gioco e hai uno sviluppo di gioco fatto in un determinato modo anche con gli stessi uomini per un po' di tempo, è più facile anche entrare e capire come ti devi muovere. Quindi non si varia costantemente l'assetto di gioco, ma si sostituiscono gli interpreti, e questo chiaramente è un vantaggio, perché poi la formazione cambia durante la partita. Sappiamo benissimo che conta poco quello che viene detto all'inizio, il 3-4-1-2, il 3-4-3 e via dicendo, perché poi alla fine durante la partita ci sono diverse fasi e in tutte queste fasi devi sapere come comportarti. Assolutamente così. Ci ha scritto anche Mauro: ciao cari amici, è un toro da prendere per le corna, Forza Cagliari. Effettivamente anche la forza offensiva di questo Torino ha lasciato impressionati, visto che è una squadra che nelle scorse stagioni aveva magari più accortezza nel cercare di non prendere gol, mentre con l'arrivo di Vanoli si è trasformata in una formazione che spinge molto di più e cerca molto di più la profondità. Sì, certamente sì, ma questo significa anche che concede spazi, quindi giochiamocela. Abbiamo visto che il Cagliari non è una squadra che si tira indietro e sono molto curioso di vedere questo braccio di ferro al centrocampo, perché Macumbu insieme ad Adoppo, che si oppongono a Linetti con Ricci, sono un 2 contro 2 che però sono molto molto interessanti. L'altro duello a distanza è quello Vlasic-Viola, anche in questo caso con grande tecnica e grande sapienza. Vedremo un po'. Dal punto di vista atletico, teoricamente, dal punto di vista fisico, siamo più in grado di poter avere un peso in più rispetto a Linetti e Ricci, però dobbiamo anche dire che Ricci in particolare è da prendere con grande attenzione, soprattutto perché è il tiro da fuori. Sì, poi Samuele Ricci in un periodo di forma davvero incredibile, bisogna tenerlo davvero fermo lì a centrocampo per far sì che non si esprima al meglio. Dobbiamo cercare di non dargli la possibilità di ragionare a questo giocatore che anche nell'Italia si sta rendendo protagonista di grandi prestazioni. Prima abbiamo parlato di prendere il toro per le corna, il suo toro il Torino l'ha perso, ovvero Duvan Zapata. Però è anche vero, Vito, che quando abbiamo incontrato un attaccante punta, un attaccante di peso, solitamente Mina ha fatto un ottimo lavoro nel neutralizzarlo. Oggi due attaccanti che non figurano queste caratteristiche. Pensi che ci possa essere un problema da questo punto di vista per il nostro reparto arretrato? Vediamo come se la cava, sono curioso, perché hai detto bene, effettivamente quando ha qualcuno da picchiare gli riesce facile anche avere un riferimento, è quel che pensavo di Zapata. Oggi ne ha due piccoletti e sfuscianti che sono sempre dei rompiscatole per i difensori che invece sono alti e possenti, quelli che non ti concedono il contatto corporeo, e quando tu non hai il contatto con il corpo, quelli più rapidi di te ti possono mettere veramente in difficoltà. Vedremo come Mina interpreta questa partita, come interpreta questo suo modo di fare il difensore, se quest'oggi si prenderà di riferimento qualcuno oppure preferirà giocare un po' più di pulito, chiamiamolo così, un po' più tecnicamente di tecnica, per cercare di neutralizzare gli avversari. Vediamo un po'. Un uomo invece che è stato molto importante per il Cagliari nelle ultime partite è Adoppo, che sta interpretando al meglio il suo ruolo e che di settimana in settimana continua a crescere. Oggi probabilmente qualche compito difensivo in più nel cercare di bloccare l'estero di Vlasic e magari chiudere quello spazio tra centrocampo e attacco. Sì, senza dubbio, però io dall'altra parte sarei preoccupato di uno come Adoppo che sa fare le due fasi. Non è uno che fa solamente la fase offensiva o solo la fase difensiva, è uno che, hai detto bene, oggi dovrà difendere ma che sa anche ripartire, e quindi sapendo ripartire per i due giocatori interni del Torino, ripeto, in questo caso Linetti e Ricci, sarà problematico cercare di arginare
quella che è la forza da parte di Adopo, che sommata alla tecnica di Macumbu può diventare veramente l'ago della bilancia in un centrocampo dove si giocherà buona parte dell'equilibrio della partita. Abbiamo parlato della parte offensiva del Torino, invece delle scelte sulle fasce che propendono verso un'altra lettura, visto che comunque Voivoda spesso interpreta anche il ruolo nel terzetto arretrato e Lazzaro l'abbiamo visto più volte fare il terzino classico nella difesa 4. Ecco, anche Vanoli ha le sue preoccupazioni soprattutto alle fasce, soprattutto con un Cagliari che nelle ultime partite, quando ha messo il doppio uomo in fascia, è riuscito a essere più incisivo. Sì, c'è da dire anche che Voivoda se la vedrà con Luvumbo, non con uno qualsiasi, quindi non vorrei avere il suo mal di testa a fin partita, perché effettivamente non si tratta di un avversario facile, quindi dovrà quasi rinunciare alla spinta, perché dare spazio a Voivoda significa anche esporre Valukiewicz, che giocherà da braccetto, chiamiamolo così, tra i tre di difesa nella parte destra, a quella che è l'aggressività e soprattutto la velocità da parte di Luvumbo. Sono molto curioso di vedere la partita perché ci sono diverse chiavi che possono aprirla da una parte e dall'altra. Devo dire che oggi rispetto al passato vedo più aperture per il Cagliari, più possibilità per il Cagliari di trovare la chiave di lettura e quindi anche il posto dove passare rispetto magari ad altre gare. E ci auguriamo che sia così. Intanto salutiamo Manuel che ci ha scritto al nostro 340-51-86036 col suo Forza Cagliari. Noi siamo sempre più vicini al momento di immergerci nella cronaca di questo Cagliari Torino. Ti aspetti un continuum, anzi già ce lo aspettiamo, speri che lo possiamo vedere sin dalle prime battute, questo continuo nelle prestazioni del Cagliari come visto nelle ultime due uscite, Vitto? Guarda, le partite sono da giocare per tutti i minuti, che sia all'inizio che sia alla fine poco conta, perché poi alla fine devi riuscire nei 90 minuti ad esprimere quello che sei, e se poi quel che sei viene sintetizzato da un'azione vincente all'inizio o da un'azione vincente alla fine, poco conta. Il Cagliari deve giocare bene per 95 minuti. Completamente d'accordo, e ci auguriamo di poter continuare ad ammirare una squadra in salute che fa il suo calcio e che sicuramente ci fa divertire. Siamo davvero agli sgoccioli prima di iniziare la nostra cronaca per quanto riguarda questo Cagliari Torino. Giocatore da cui ti aspetti di più oggi del Cagliari, Vitto? Luvumbo. Me lo gioco Luvumbo, anche se poi tu lo sai, io adoro Piccoli, però credo che Luvumbo oggi possa essere quello più motivato a fare gol, più motivato a fare bene, e quindi da questo punto di vista mi aspetto tanto da lui. Ecco, Piccoli con questi tre centrali molto fisici potrebbe avere, a parte Masina forse, potrebbe avere qualche problema. Ma non so se potrebbe avere qualche problema o se ce l'avranno i difensori, perché comunque sia Piccoli è uno che ha anche molto dinamismo, esce dall'area, fa il tagliafuori, quindi non so se effettivamente sarà così. Certamente credo che quello che può creare più problemi è Luvumbo, e chissà che anche la spinta del papà non possa essere una motivazione in più per fare il gol con dedica. Eh sì, visto che ha annunciato in settimana la dolce attesa della compagna, anzi della moglie di Zito Luvumbo. Quindi noi ci siamo carichi, siamo pronti, Vito. Noi ci sentiamo tra pochissimo per commentare insieme questa partita. Sì, tra pochissimo. Nel frattempo ancora siamo alle foto di rito, comunque c'è ancora un po' di tempo probabilmente prima dell'inizio della partita, quindi un'altra domanda forse ci sta, dai. E là com'è la sensazione allo stadio con questo pubblico che vuole la vittoria dopo i bei successi in trasferta? Intanto non piove, questo è già un primo dettaglio. C'è stato un attimo in cui è venuta giù la pioggia e questo ha creato qualche problema, perché comunque sia, sappiamo, abbiamo 3/4 di stadio all'aria aperta, ma poi la clemenza del cielo ci ha permesso di vedere almeno questa introduzione alla partita con tutti in una condizione climatica, devo dire quasi ideale, perché c'è una temperatura assolutamente fresca, si può giocare benissimo al calcio, dicono quelli bravi. E allora speriamo che la prestazione possa ricoprire anche il bel tempo che c'è. Noi, Vito, ci salutiamo, ci sentiamo tra pochissimo per la nostra diretta e noi prendiamo un attimo di pausa, diamo spazio alla pubblicità e poi torniamo per iniziare a commentare questo Cagliari Torino. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage! Tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e cala silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. S'alza il vento sulla terra, soffia fietta rosso e blu, di corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari Il nostro magico inno dà come sempre il via alla partita del Cagliari, oggi impegnato tra le mura amiche contro il Torino. Il match è iniziato da qualche minuto, tra pochissimo andremo dal nostro Vittorio Sanna a sentire le emozioni che si stanno vivendo al Unipol Domus. Ricordiamo velocemente le formazioni: Cagliari in campo con Scuffè tra i pali, Zappa, Mina, Luperto e Augello, sembrerebbe essere la linea a 4 di difesa. Macumbua dopo sono i centrocampisti, tre trequartisti sono Zortea, Viola e Luvumbo, l'unica punta Piccoli per rispondere il Torino con un 3-4-1-2, Milinkovic Savic è il portiere, Walukiewicz, Coco, Masina i tre difensori. Il centrocampo è formato da Voivoda, Ricci, Linetti e Lazaro, Vlasic dietro le due punte, Adams e Sanabria. Noi siamo pronti per trasportarci subito all'Unipol Domus e andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 3 minuti e 12 all'Unipol Domus sul punteggio di 0-0, prima modifica all'assetto del Torino, a destra c'è Lazzaro, dall'altra parte Voivoda, inversione quindi dei due esterni, attacca il Torino, attenzione ingresso in area, contatto, si lascia andare il giocatore Granata che era andato al contatto con Mina, l'arbitro è a un passo e non fischia. Cagliari che tenta di capovolgere la situazione, Viola all'indietro per Adopo a cercare immediatamente il tentativo d'attacco da parte di Zortea, il rimpallo favorisce per un attimo Zappa che poi non riesce a recuperare il pallone, lo recupera invece il Torino che tenta di ripartire, Adopo nel duello con Ricci,
c'è il fallo, anzi con Linetti c'è il fallo da parte di dopo, il calcio di punizione in favore della squadra granata. La Granata che chiede la verifica dell'azione precedente quando c'era stato il contatto con Ricci che si è letteralmente lasciato andare nel contatto con Mina. Mina ha allargato il braccio, Ricci, come ha sentito l'ostacolo davanti a sé, ha ceduto con le gambe e si è lasciato andare direttamente sul terreno di gioco. 4 minuti e 12 con il calcio di punizione che il Torino non ha ancora battuto, e Cocco che va a toccare lateralmente per il suo compagno di reparto. Ricordo che quest'oggi c'è Masina, ancora Cocco a destra nella zona di Valukiewicz, l'ex del match, Valukiewicz che tiene il possesso di palla e poi torna a sinistra su Masina in verticale a cercare il movimento, in questo caso di Ricci, il tocco per Linetti, la palla in avanti per Sanabria, ruba palla a Viola, porta via il pallone, lo dà indietro per Zappa tocca corto per Adopo che può controllare da Macumbu che danza sul pallone, poi serve a sinistra verso Luperto, largo c'è Augello, Luperto desiste dall'allargare ancora, torna invece verso destra, Mina Adopo e poi la palla in verticale per Zortea, bello il velo alla ricerca dello scatto di Viola, palla calciata via lontano da Cocco, rimesso in gioco per Viola che crossa all'interno, Piccoli, appoggio, tiro deviato in calcio d'angolo, ha tentato l'assist Piccoli per la conclusione poi dell'arrivante Zortea, il pallone deviato in calcio d'angolo, bella la trama del Cagliari con il cross di destro da parte di Viola e con il pallone che viene deviato da Linetti in calcio d'angolo, angolo per il Cagliari che non siamo al 6° minuto del primo tempo, sta per battere Viola dalla sinistra del portiere, il tocco basso per Luvumbo che rende a Viola, il cross all'interno, il colpo di testa da allontanare, fuori area Augello, tocca all'indietro a vantaggio di Zortea, l'uomo più arretrato che immediatamente calcia a cercare Luvumbo, la sponda per Viola, interno dell'area, il contatto con Viola che va giù e rimessa dal fondo. In questo caso è Viola che forse si è lasciato andare con troppa facilità, anche se poi la spinta alle spalle è netta, vediamo cosa dice l'arbitro. Viola ritorna sull'arbitro a dialogare e vediamo se l'arbitro invece verrà richiamato per rivedere questa sua interpretazione oppure se è certo del fatto che il contatto sia regolare. Viola che è andato giù nel contatto con l'avversario, aveva protetto il pallone, non c'è nessun tipo di verifica e pertanto sul punteggio di 0-0 la linea va allo studio con il Torino che sta tentando di attaccare nel frattempo. Eh sì, Cagliari e Torino che quindi si sono subito dati battaglia con grande veemenza, con grande voglia di portare a casa il punteggio, squadre a viso aperto entrambe, Cagliari che si sta muovendo veramente bene, speriamo possa concretizzare le belle azioni viste in precedenza. Ci ha scritto al 340 5186 036 anche Riccardo, a cui mandiamo un grande saluto e un grande abbraccio. Forza Cagliari, partita tosta, vi ascolta anche se oggi si lavora per emergenza danni dopo l'alluvione. Ti ringraziamo Riccardo e davvero ti siamo vicini per questo lavoro suppletivo a causa di questa emergenza davvero importante. Cagliari e Torino si danno battaglia ormai da più di 5 minuti, già le prime azioni sono fioccate con il tiro raccontato da Vittorio in cronaca diretta di Zortea, deviato in calcio d'angolo, ma davvero una bella azione del Cagliari che si era visto murare il tentativo con Viola direttamente in fallo laterale, ma era stato molto bravo a cercare di risfruttare immediatamente la posizione favorevole di Viola che si era venuta a creare con il tocco da rimessa laterale appunto, e l'azione che è stata appunto tentata con il tiro finale di Zortea. Cagliari che ci sta provando, ma Torino che con altrettanta forza cerca di sorprenderlo, soprattutto con azioni veloci in contropiede. Bisogna stare veramente attenti alle verticalizzazioni di Ricci e Vlasic, perché quando vanno poi a fraseggiare con Che Adams e Sanabria sono davvero pericolosi. Qualche minuto fa Torino che si è lamentato per un contatto in area tra Che Adams e Scuffè, col giocatore proveniente dalla Premier League che aveva ricevuto il pallone in area, è riuscito a toccare mandando però la palla fuori, e Scuffè che gli era frenata addosso, ma effettivamente non c'erano gli estremi per il rigore, visto che l'attaccante del Torino già stava cadendo nell'occasione e soprattutto non avrebbe mai in nessun modo potuto recuperare il pallone in quel frangente che stava già terminando al lato dopo la sua stessa conclusione. Quindi queste
le prime emozioni, già proteste da una parte e dall'altra per dei contatti in area, ma ancora l'arbitro non ha decretato nessun calcio di rigore. Andiamo a vedere chi è l'arbitro di questa partita. Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, alla 46esima direzione in assoluto nella massima serie, ha maturato una media, pensate un po', di 4,28 cartellini gialli a partita. Non pochi per un arbitro, visto che stiamo tenendo il conto ultimamente, è una significativa media, con 5 doppi gialli, 4 rossi e ben 21 rigori fischiati. Pensate, lo 0,45 a partita significa che praticamente una volta ogni 2 partite viene fischiato un rigore con la direzione di quest'arbitro. Chissà che l'interpretazione di questi primi minuti da parte di entrambe le squadre non abbia contato anche di questa statistica che vi abbiamo appena raccontato. La sua media in tutte le competizioni è di 4,46 gialli a partita, quindi anche di più rispetto a quella in Serie A, è di 0,45, quindi media invariata di rigori fischiati in tutte le gare che ha diretto tra i professionisti. Anche questo è un dato che non vediamo spesso, la differenza tra la massima serie e il complessivo solitamente è maggiore per quanto riguarda il complessivo, essendo molti di più i numeri. Invece qua la media si è mantenuta nonostante tutte le altre variabili che la potevano appunto influenzare. Ha diretto il Cagliari l'arbitro di Bologna in 8 occasioni, in cui sono arrivate 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Nei match condotti nella massima serie invece vige l'equilibrio massimo, con 3 partite giocate in cui sono usciti tutti e 3 i risultati. Il Torino invece è stato diretto da questo arbitro in 7 incontri, in cui sono arrivate 4 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Più o meno simile la media tra Cagliari e Torino con questo direttore di gara, e appunto diciamo che almeno dal punto di vista statistico si equivalgono le due formazioni qua. A supporto del fischietto di Bologna ci saranno gli assistenti Vecchia e Cavallina, il quarto ufficiale è giù, al VAR invece Guida e Meraviglia. Questa la formazione dei direttori che dovranno mettere ordine in questo match tra Cagliari e Torino, in questa partita della domenica alle 18, un match tanto atteso tra due squadre, come abbiamo detto già in precedenza, in forma e che promettono di dare spettacolo nella sfida dell'Unipol Domus. Due formazioni che si stanno equiparando per gli attacchi, un po' a ondate si va, prima un'ondata granata e poi una rosso-blu. Vedremo quale sarà la più forte in grado di sciogliere l'equilibrio che finora si sta dimostrando, sta regnando in questa sfida. Sono passati un po' più di 10 minuti per quanto riguarda la gara, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, ma qualche minuto or sono un nuovo tentativo del Cagliari con Viola, che per la seconda volta durante il match tenta di usare il suo piede debole, ovvero il destro, e stavolta con esito peggiore rispetto al suggerimento che aveva tentato in precedenza, ma conclusione sbilenca che arriva lontana dalla porta difesa da Milinkovic Savic. Ma apprezziamo comunque il tentativo di un numero 10 Viola, che nelle ultime uscite si sta rendendo protagonista di prestazioni assolutamente autorevoli, anzi ha dato un nuovo volto anche al Cagliari, riuscendo a unire, a cucire centrocampo e attacco e dando davvero tanti spunti interessanti nelle passate partite. Ci vorrebbe sarebbe con un po' più di precisione totale in questo primo inizio di campionato, probabilmente avremo anche un punto in più, ma diciamo che non gli si può riproverare più di tanto visto l'apporto dato negli ultimi 180 minuti dal giocatore numero 10 del Cagliari, oggi tra l'altro anche capitano, quindi ancora una motivazione maggiore per cercare di fare bene in questa partita contro il Torino. È un Cagliari che cerca di muoversi in vari modi, cerca di utilizzare i propri attacchi in modi differenti. Abbiamo visto più volte tentare l'allargamento, ma c'è anche un bel fraseggio tra gli uomini di centrocampo e quelli in tre quarti per la costruzione della manovra. Qualche minuto fa abbiamo visto un errore di precisione da parte di Zortea, ma la palla viaggia veramente veloce quando ci si trova nella parte medio-alta della formazione del Cagliari, e questa è una notizia viste le prestazioni a cui siamo stati abituati un po' troppe volte negli scorsi campionati. Ma un Cagliari che comunque ci sta provando, un Cagliari che oggi
sta affrontando a viso aperto il Torino e speriamo possa uscirne vincitore. Noi come sempre seguiamo altri match in diretta quando gioca la squadra rossoblù, andiamo a vedere un po' quello che succede in tutta Europa. Si sta per concludere la partita tra Atletico Madrid e Leganés, valida per la Liga Spagnola, risultato di 2-1 al 100° minuto. In Olanda invece ancora 20 minuti alla fine, Zwolle e NAC Breda sono sul risultato di 0-1. Ma intanto andiamo a segnalare ciò che è successo nella partita del Cagliari. Qualche minuto fa è arrivata la prima ammonizione del match ed è per il Torino e per il suo difensore centrale, ovvero Coco, che si è fatto redarguire con il cartellino giallo per un fallo su Viola, che si era mosso ancora una volta molto bene, stava riuscendo a liberarsi sull'out di destra, è dovuto ricorrere al fallo il giocatore Granata e quindi primo cartellino giallo estratto da Aureliano. Abbiamo appena citato la quantità di cartellini che vengono mostrati al direttore di gara e subito è arrivata anche la conferma direttamente dal campo. Stavamo parlando degli altri campi collegati. Si gioca in Francia tutti intorno al 60°, Auxerre-Reims 2-0, Nantes Nizza 0-0 e Tolosa Angers 0-1 per un rigore anche sbagliato dall'Angers pochi minuti or sono. Al primo tempo invece la partita in Serie B tra Cesena e Sampdoria 2-2 il punteggio, mentre in Bundesliga sta concludendo il primo tempo col Wolfsburg in vantaggio 1-0 sul Werder Bremen. Infine l'ultimo campo in cui si sta giocando anche in questo momento è quello tra Liverpool e Chelsea, punteggio di 1-0 quando siamo sul finire della prima frazione. Intanto ci ha provato il Cagliari, è andato vicino alla rete qualche minuto or sono con un colpo di testa verso la porta sulla punizione battuta da Viola proprio a causa di quel frangente che vi abbiamo raccontato, che ha portato alla munizione di Coco. È intervenuto Milinkovic Savic, probabilmente l'ha toccata lui e non la traversa, spedendo la sfera in angolo, ma Cagliari che quindi inizia a mettere i brividi anche al portierone della squadra ospite, e chissà che non possa essere un preludio a delle azioni maggiormente efficaci che potrebbero arrivare di qui a poco e che ci auguriamo di potervi raccontare il prima possibile, con davvero una squadra di Nicola che in questa prima frazione di partita, in questi primi minuti, sta affrontando il match con la dovuta carica e la dovuta grinta. È finito finalmente il match tra Atletico Madrid e Leganés, risultato finale di 3-1 però, perché la squadra di casa ci ha tenuto all'ultimo respiro a siglare anche il tris, la rete di Sorloth che completa la sua doppietta, e quindi 3-1 conclusivo. L'altro gol ha segnato Griezmann. Questo è il risultato per quanto riguarda i Colchoneros di Madrid, che hanno già disputato quindi la loro gara in questo weekend calcistico di ritorno dalle nazionali, perché come ben sappiamo siamo rimasti a secco di emozioni durante lo scorso weekend, perché si sono giocati gli incontri validi per la Nations League, quindi si è fermati un po' tutti, sia primavera che prima squadra, e si è andati poi verso questa giornata. Ci ha provato il Torino con una punizione al centro qualche minuto or sono, ma nulla di troppo pericoloso. C'è stato poi tra l'altro fallo in attacco su Luperto, e conseguentemente a ciò è stata fermata l'azione offensiva della squadra ospite messa in campo da Vanoli per questo appuntamento all'Unipol Domus. Vedremo un po' come continuerà questa partita. Come sempre la stiamo seguendo, la seguiremo tutta fino alla fine, con un Cagliari che dobbiamo dire continua a gestire bene il pallone, non ha tanta fretta nell'andare a imbastire la mano offensiva, ma almeno non c'è quel fraseggio sterile che a cui purtroppo abbiamo assistito qualche tempo or sono. Noi invece siamo arrivati al momento clou, al momento cardine, a quello in cui andiamo a vivere le emozioni dell'Unipol Domus. Lo andiamo a fare con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 18 minuti tondi con il Cagliari che si difende dal tentativo d'attacco del Torino. Il passaggio verso destra per Valukiewicz, verticalizzazione intercettata da Luperto, che poi tenta di rilanciare Piccoli, spinta alle spalle da Cocco, tenta di portarsi poi Luvumbo sul pallone, retropassaggio su Milinkovic Savic che tiene in gioco la palla e poi rilancia di là, al di là della linea centrale del campo, il colpo di testa di Vlasic, la palla poi giocata ancora da dopo per Piccoli che la porta avanti,
c'è l'intervento in chiusura su di noi da parte di Masina, anzi di Walukiewicz, ritenuto regolare, quindi ancora palla per il Torino che può dare all'indietro per il proprio portiere che rallenta ora la giocata e cerca di impostare. Piove sull'Unipol Domus con il pallone nel frattempo che è stato giocato a sinistra per Masina che avanza, si ferma e dà al centro dove può impostare in questo caso Ricci tiene il possesso della palla, porta ancora il pallone, dà verso sinistra ancora per Masina allarga ancora per Voivoda, da questo il pallone ancora all'indietro per Masina, al centro per Coco, il giocatore ammonito, il passaggio a destra per Walukiewicz a destra per Vlasic, il tocco ancora per Lazzaro, lo scambio con Vlasic che poi litiga col pallone, il coniglio gli salta in fallo laterale e quindi la rimessa in gioco è in favore del Cagliari. 20° minuto che si gioca da 20 secondi, col pallone dato all'indietro per Mina, da questi a destra della zona di Zappa che può avanzare, porta il pallone, scatta Viola, rientra e poi la palla ancora per Adopo per Zortea che si infila, dà avanti la palla ma nel frattempo Viola se l'ha portato incontro, quindi pallone che si perde e viene neutralizzato ancora una volta dalla squadra granata che riparte da Voivoda proprio nel settore di sinistra, porge all'indietro per Coco, il centrale del Torino a ridosso della propria area di rigore, porta il pallone Coco, spinge ancora la palla, si ferma, serve a sinistra ancora per Masina che poi dà in diagonale alla ricerca di Linetti verso destra nella zona di Walukiewicz che avanza e scarica su Lazzaro che poi rende ancora a Walukiewicz. Siamo sempre nella metacampo del Torino perché il Cagliari esercita comunque il suo attacco al pallone, palla in avanti molto bella per il movimento in questo caso di Adams fermato con grande maestria da Mina e poi il cross, attenzione con Zappa che spazza via, Mina bravissimo a chiudere su Adams ma il pallone era rimasto a Lazzaro che poi ha proposto il cross ribattuto in fallo laterale. 21° minuto, all'altezza dei 20 metri, la rimessa con le mani da parte del Torino in zona d'attacco, palla dentro, attenzione per Vlasic che dà all'esterno, Linetti al cross, palla sul colpo di testa all'indietro, colpisce malissimo Ricci, per fortuna dal dischetto del rigore aveva la palla per calciare a mezza altezza, l'ha colpita dall'alto verso il basso, palla che è rimbalzata e ha scavalcato la traversa. 21 i minuti trascorsi, 0-0 il punteggio lì nello studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brutto metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis, Cantina Santati, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Santati, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte.
Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Attenzione, perché qualche minuto or sono era passato in vantaggio il Cagliari. Siamo di nuovo tornati a Suon di Gol su Radio Super Sound. Mina si era conquistato la palla su Sanabria, ma è stato fischiato fallo per l'intervento del difensore del Cagliari, con il quale è riuscito a recuperare il possesso del pallone. Poi tiro scaraventato verso Milinkovic Savic, colpevole di non essere riuscito a trattenerlo, a deviarlo in maniera convincente, ma nulla da fare per l'annullamento da parte dell'arbitro, con un Cagliari che è stato vicinissimo a portarsi in condizione di vantaggio. Quindi qualche minuto or sono, tutto irregolare, visto il modo con cui il giocatore rossoblu era riuscito appunto a entrare in possesso della sfera. Qualche minuto prima, tra l'altro, proprio sull'azione che poi si è evoluta con Mina al recupero, c'era stata un'occasione sempre per il Cagliari, con Milinkovic Savic che non era apparso troppo sicuro nel suo passaggio. Aveva servito in modo involontario Makumbu, che si era ritrovato con la porta sguarnita, ma che ha aspettato troppo prima di tirare, che quindi ha visto la sua conclusione infrangersi sul muro di difensori Granata, che successivamente era andato a formarsi al limite dell'area. Quindi Cagliari che ha avuto delle opportunità importanti per cercare il vantaggio, con la rete di Mina annullata e con la precedente occasione per Makumbu di andare a colpire con la porta sguarnita. È vero che eravamo lontani, è vero che serviva un colpo di classe di prima, però secondo me valeva la pena provare in quella circostanza, visto che proprio la porta era rimasta completamente sguarnita a causa dell'errore dell'estremo difensore avversario. Un Cagliari che continua a provarci con grande voglia e grande grinta in questa prima frazione. Una squadra di Nicola che sta giocando bene al calcio, che si cambia, si sposta, si modifica a seconda delle esigenze che ci sono nel breve periodo. Molto brava a fare questo lavoro fino ad adesso. Qualche minuto or sono ci ha provato anche Piccoli con forza ad andare a costruirsi un'azione tu per tu con l'avversario spalla a spalla, ma conclusione che è stata murata in calcio d'angolo. Per quanto riguarda la punta, il riferimento centrale del Cagliari di mister Nicola, che oggi sta affrontando il Torino con grande veemenza. È un Cagliari che deve continuare su questa strada, con soprattutto un portiere avversario che fino a questo momento non ha dimostrato grande sicurezza, e quando il portiere Milinkovic Savic non è in giornata solitamente la combina grossa. Quindi dobbiamo cercare di approfittare di questo mood interpretato dal fratello del anche più famoso Sergej Milinkovic Savic, che militava nella Lazio e che in questo momento è in Arabia Saudita. Questo è per quanto riguarda appunto la prestazione fino a questo momento di Vanga Milinkovic Savic. Sergej non è più in Serie A, e vedremo un po' come funzionerà anche in questo match day contro il Cagliari. È un Cagliari che col Torino ha una storia abbastanza equilibrata, ma dobbiamo dire che la formazione Granata vanta qualche vittoria in più. Infatti sono 94 i precedenti totali tra le due compagini, dove sono arrivate 26 vittorie rossoblu, 32 pareggi e 36 sconfitte. In casa il bilancio è più positivo, con 46 incontri disputati, 17 vittorie, 19 pareggi e appena 10 sconfitte. Quindi diciamo che tra le mura amiche c'è un dato statistico migliore per quanto riguarda le sfide tra Cagliari e Torino. L'ultimo successo della squadra sarda contro il piemontese risale al 27 febbraio del 2022, nella trasferta portata a casa per 1-2 attraverso le reti di Bellanova e Deiola, che resero inutile il gol del momentaneo pareggio di Belotti. L'ultima vittoria invece casalinga risale addirittura al 27 giugno del 2020, pensate un po', arrivata per 4-2 con le reti di Nandez, Nainggolan, Simeone e João Pedro, che resero inutili i gol di Bremer e Belotti per quanto riguarda la formazione ospite. Qualche minuto fa
tentativo del Torino in area con Adams che ha cercato di andare a concludere sul pallone, ma ha preso in realtà in pieno mina con il difensore del Cagliari che si è lamentato a gran voce per il contatto subito, probabilmente anche doloroso visti i tacchetti che sono andati a toccare la gamba del difensore colombiano, ma l'arbitro non ha ravvisato nessuna particolare irregolarità e conseguentemente a ciò ha assegnato il calcio d'angolo, visto che l'ultimo tocco era stato appunto del numero 23 degli isolani. Questo è un po' quello che sta succedendo all'Unipol Domus fino a questo momento, ma sono cambiate tante cose negli altri campi che stiamo seguendo e di cui vi stiamo aggiornando sui risultati. In Olanda siamo al 83esimo minuto tra Zwolle e NAC Breda, risultato di 1-2 per gli ospiti a 7 minuti più recupero dalla fine. Il Ligan invece che continua con alcune partite in cui manca un quarto d'ora, alcune 20 minuti. L'Auxerre in vantaggio per 2-0 fino a questo momento, invece si stanno dividendo il bottino entrambe per 1-1 sia Nantes e Nizza che Tolosa e Angers, quindi 1-1 per quanto riguarda entrambe queste sfide. In Serie B invece la partita è scoppiettante. Vi abbiamo raccontato un primo tempo in cui Cesena e Sampdoria erano andate a ferirsi 2 volte a testa, 2-2 il punteggio. Bene, è iniziato il secondo tempo e non è cambiato il canovaccio, con la Sampdoria che è tornata nuovamente in condizione di vantaggio, 3-2 il parziale quando ci troviamo al 58esimo minuto, e sfida di cadetteria che non accenna a placarsi e che sembrerebbe essere pronta a regalare altre emozioni. Liverpool invece continua a condurre per 1-0 all'intervallo sul Chelsea, mentre per quanto riguarda la Bundesliga, ovvero il campionato tedesco, il Wolfsburg si è fatto recuperare il momentaneo vantaggio di 1-0 dalla rete del Werder Brema, che quindi ha condotto fino all'intervallo il punteggio sull'1-1. È iniziata un'altra partita che seguiremo, quella valida per la Liga, tra Villarreal e Getafe. Vi daremo tutte le news su quello che sta accadendo, visto che qualche minuto or sono è finita l'altro match, quello tra Atletico Madrid e Leganés. Questo è un po' il resoconto di quello che accade in contemporanea con l'Unipol Domus, dove Cagliari e Torino si stanno dando battaglia. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0 perché si fosse collegato solo in questo momento, ma ci sono state varie occasioni per parte. Il Torino probabilmente la più ghiotta l'ha avuta con Ricci, che è andato a tirare in modo sbilenco da una posizione favorevole in aria, mentre il Cagliari si è visto negare il gol del vantaggio di Mina per un fallo proprio del numero 23 su Sanabria in partenza nell'azione, proprio nella riconquista del pallone, che poi è valso il momentaneo vantaggio, anche se poi è stato annullato immediatamente. Poi ha avuto qualche altra grande occasione quando si è arrivati al tiro, ma senza riuscire a inquadrare la porta avversaria. Anche buoni cross su cui si è andato a impattare il pallone, ancora senza precisione. Qualche minuto or sono su calcio d'angolo ci aveva provato Luperto, che è un altro di quei giocatori a cui manca ancora la rete, nonostante lui nella sua carriera in Serie A ci abbia fatto vedere di essere capace di offendere anche con grande qualità. Quindi vedremo se il difensore del Cagliari oggi avrà l'opportunità per rendersi pericoloso un'altra volta da parte di Milinkovic-Savic dopo l'impatto, come abbiamo raccontato, non eccelso di qualche minuto or sono. Si è fermato Vlahovic qualche minuto fa per un contatto con Augello in mezzo al campo, forse è caduto male il numero 10 del Torino, che tra l'altro è tornato da pochissimo a disposizione di Vanoli dopo una lunga convalescenza che non gli ha permesso di interpretare alcuna partita nelle prime 5 giornate. Poi qualche minuto in cui è stato scelto dal mister per dare manforte ai compagni nei minuti finali, in cui è riuscito anche a rendersi particolarmente protagonista con un gol e un assist, se non ricordo male, già effettuati in queste prime giornate. Non sembrerebbe ci fosse niente di troppo grave per Vlasic. Si è lamentato Vanoli per un presunto cartellino giallo mancante nei confronti di Augello, che dobbiamo dire è andato dritto sull'uomo per fermare l'azione, ma non ci ha messo particolare cattiveria, e nell'occasione non ci trovavamo in un'area del campo particolarmente pericolosa nel caso in cui il Torino avesse mantenuto il controllo della palla. Noi siamo pronti a tornare all'Unipol Domus e andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 33 minuti di gioco, rimessa con le mani in favore del Cagliari, suppongo del Torino, vediamo.
l'arbitro sta decidendo. A me era apparso un fallo di mano, quello di Linetti, ma l'arbitro poi alla fine di Voivoda era un fallo di mano, in effetti aveva toccato Voivoda, mandato fuori e ha vinto anche la rimessa. Niente, calcio di punizione e addirittura rimessa laterale che ha battuto il Torino. Cocco verso destra nella zona di Valukiewicz, in verticale nella zona di Vlasic che chiede l'1-2, bello il passaggio di ritorno ancora per Vlasic, ripiega Augello, Vlasic dà all'indietro per la corrente Lazzaro, il cross di Lazzaro a vuoto quasi Scuffetti si è tuffato in modo pericolosissimo andando giù in una palla che secondo me rischiava di non prendere mai, la palla per Piccoli che gioca contro Valukiewicz, bello il duello, stavolta va meglio il difensore, poi chiude ancora il Cagliari, il rimpallo che favorisce il Torino, alta rimessa con le mani in favore Granata, ha corso un serio rischio poco fa Scuffetta andando giù su un tiro rasoterra all'interno dell'area, la rimessa con le mani di Lazzaro, eccolo pronto nel settore di destra, chiede ai due attaccanti di muoversi, effettivamente è un Torino senza Zapata ma molto più imprevedibile, mentre Cocco litiga col pallone mandato in fallo laterale, la rimessa in gioco è di Piccoli per Adopo che tenta di partire, si libera di un avversario, porta ancora il pallone, limite dell'area, Adopo per Luvumbo, il sinistro ribattuto, Adopo ancora, appoggia verso il compagno di squadra di Zappa a destra per Zortea che punta l'avversario, serie di finte, il cross viene rimpallato in calcio d'angolo. Angolo per il Cagliari al 35esimo minuto del primo tempo sullo 0-0, uno 0-0 che non riassume invece le emozioni della partita. Battuto corto, Viola, il tocco ancora per Zortea, il cross all'interno verso il secondo palo, Mina anticipato da Cocco, al caccio del pallone, ancora una volta Mina che recupera la palla, riesce a proteggerla, la dà all'indietro per Augello, il cross di Augello va Piccoli, anticipato, poi il pallone allontanato, c'è stato forse il fallo da parte di Piccoli e così infatti l'arbitro ha fischiato per assegnare il calcio di punizione. Mi è parso calcio di punizione, se non forse un pallone addirittura uscito con Piccoli anticipato da Cocco dentro l'area, forse è stato fischiato proprio il fallo di Piccoli ai danni di Cocco. Due palloni, non si può giocare con due palloni, Cocco deve rassegnarsi, sarà Vinkovic-Savic a riprendere il gioco dal limite della propria area piccola, aspetta che Cocco si muova, si sposta verso sinistra, ecco che riceve il pallone proprio a ridosso dell'area piccola, il tocco all'interno per Ricci, la zona della lunetta, il pallone è verso destra per Valukiewicz che cerca Lazzaro, di prima va a cercare Adams che dà all'indietro ma serve inavvertitamente Piccoli, a dopo la palla per Macumbu per Viola, si sovrappone Augello, Viola tiene il posto di palla, dà all'indietro ancora per Macumbu che può aprire verso il centro, ritorna su Mina e da questi il pallone passa a Zappa, eccolo Zappa che può attaccare a destra, c'è Zortea al suo fianco, centralmente Macumbu, avanza Macumbu, il passaggio per Viola che viene spinto alle spalle, che mattonella, io stavolta la linea non la do neanche se mi pagano, perché la palla è a ridosso dei 16 metri nel cuore della lunetta, da dove Viola abitualmente fa male a chiunque. Vediamo un po', si rialzerà Viola e sarà lui a battere. Il passaggio di Macumbu e l'intervento di Cocco che ha colpito palla e avversario con Viola che poi è rimasta a terra e calcio di punizione per Viola da una zona in cui abitualmente il gol arriva al 70%. Vediamo un po', Viola ha messo giù la palla, forse ha conquistato anche qualche metro in meno per avere più spazio per fare abbassare il pallone, è la sua mattonella, ha messo giù la palla, pronto per la battuta, indietreggia nel frattempo la barriera, viene piazzata dal signore Aureliano alla distanza dovuta, è pronto ancora Viola, con lui c'è anche Piccoli per creare un diversivo, anche Mina a chiacchierare con tutti. Vediamo un po', non mi pare che sia in dubbio il fatto che questa punizione la debba battere Nicolas Viola. Vediamo un po' con Milinkovic-Savic che piazza la barriera, con Viola che ha preso già la sua distanza, con Mina che rimane davanti al pallone, con Mina che poi va via dopo aver ucciso una zanzara sulla sua fronte, recupera la posizione anche lui nella barriera, c'è un coccodrillo dietro steso a evitare un tiro basso, l'altra possibilità è Piccoli con il destro, tutto pronto, finge Piccoli, parte Viola, il tiro, gol! Nicolas Viola! Il
pallone è passato, ha tolto i denti al coccodrillo e si è infilato a mezza altezza alla destra del portiere. Non avrei mai dato la linea, neanche sotto minaccia armata. Linea allo studio. Assolutamente giusto. Gol di Nicola Sviola, quindi è linea che passa alla pubblicità per noi. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage! Tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Brutte notizie purtroppo, perché il gol di Viola ci aveva mandato subito sopra i cieli, ma ci ha messo pochissimo il Torino a rimettere tutto in parità. 1-1 il punteggio all'Unipol Domus, con il cross battuto al centro, l'ottimo stacco di Sanabria che è andato a sostituirsi a Duvan Zapata, ha preso la posizione a Ierrimina ed è riuscito a schiacciare sul secondo palo per il gol del pareggio del Torino, che era stato anche fortunoso nel trovare la soluzione di calcio d'angolo, visto il passaggio sbagliato proprio a Tony Sanabria, deviato senza volere da Luperto, con la palla che è terminata in auto e quindi ha scaturito poi l'occasione grazie alla quale il Torino è andato a pareggiare la partita. 1-1, tutto da rifare per il Cagliari, che quindi qualche minuto or sono era riuscito a passare in vantaggio con una punizione di Nicola Sviola, che si era procurato lo stesso al limite dell'area. Dobbiamo dire anche la punizione di Viola, c'era qualche dubbio per quanto riguarda se il fallo ci fosse o meno, con però il numero 10 del Cagliari che è andato a concludere verso la rete, né basso come si aspettavano tramite il coccodrillo, né sopra la barriera come ci si aspettava dalle sue pennellate solito, ma è andato a tirare fortissimo verso Milinkovic Savic, che avevamo raccontato non stava vivendo fino a questo momento una grandissima partita. L'ha dimostrato anche sulla punizione, perché il pallone gli è schizzato sui pugni ed è entrato in porta, ma come abbiamo detto purtroppo Torino che ha ritrovato subito l'equilibrio con la prima occasione offensiva, un lancio deviato come abbiamo detto da Luperto, che ha portato al calcio d'angolo battuto molto bene al centro
sul quale è stato altrettanto bravo Sanabria a liberarsi per il colpo di testa e a trovare la via del gol sul secondo palo con una spezzata da attaccante vero, e questi sono segnali che per Vanoli vanno più che bene, perché hanno appena perso il proprio riferimento offensivo, dotato soprattutto di grande forza fisica e abile nel gioco aereo. Bene, hanno ritrovato immediatamente un importante riferimento per quanto riguarda i gol di testa, con Sanabria che è andato a svolgere il ruolo da attaccante puro in questa situazione, riuscendo a svettare su Reyer Mina e quindi portando nuovamente il punteggio sull'1-1. È davvero un peccato che non si sia riusciti a mantenere per più tempo il vantaggio che tra l'altro era stato conquistato con merito, visto i valori che abbiamo potuto intravedere in questo primo tempo, ma Torino ha avuto un colpo di coda, un colpo di carattere, forse anche un po' troppo fermo la difesa del Cagliari, che ha lasciato Sanabria saltare in modo indisturbato. In questo caso nessuna possibilità di opporsi per quanto riguarda Scuffè, che ha visto la palla entrare sul secondo palo e non ha potuto far niente a riguardo. Tutto da rifare, ma fino a questo momento partita davvero divertente tra le due compagini. Andiamo a vedere un po' i precedenti tra i due allenatori invece rispetto le due squadre. Dobbiamo dire prima di tutto che i due tecnici non si sono mai affrontati, quindi questa è una prima assoluta tra Vanoli e Davide Nicola che invece ha allenato contro il Torino in 11 partite in cui sono arrivate una vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte. Vanoli invece ha sfidato il Cagliari in 2 occasioni in cui ha trovato un pareggio e una sconfitta. Entrambi gli allenatori, diciamo che non vivono la loro miglior avversaria, almeno dal punto di vista dei numeri in questo fine settimana, ma dobbiamo dire che fino a questo momento tutte le statistiche sono state annullate. Quello che abbiamo visto in campo è stata una partita a viso aperto tra due formazioni che si possono giocare tranquillamente la vittoria l'un l'altra, e speriamo che a riuscirci ci sia invece il nostro Cagliari che oggi gioca in casa e che vorrebbe portare la gioia che i tifosi hanno avuto nelle scorse 2 settimane anche tra le mura amiche, anche con il tifo del proprio 12° uomo, perché bisogna iniziare a gioire tutti insieme anche nelle partite casalinghe. Noi siamo pronti per vivere la parte finale del primo tempo, andiamo a sentire il recupero col commento di Vittorio San. 45 minuti 24 secondi, 2 minuti di recupero, 1,5 ancora a giocare. Calcio d'angolo per il Torino, stavolta dalla destra del portiere, con addosso Masina, addosso a Scuffet. Masina che colpisce Scuffet, anche se mi è parso che Scuffet abbia in qualche modo ingigantito il contatto, ma Masina praticamente si è piazzato addosso a Scuffet e praticamente è successo che non è stato assolutamente toccato, contatto con il gomito che però è del tutto legato al fatto che il portiere comunque non si possa. Tutto pronto, vediamo un po', è pronto per la battuta. Nel frattempo ancora una volta Lazzaro, 46 minuti e 10, continua Masina a spingere Scuffet, poi si stacca Masina, parte il cross, il colpo di testa di Cocco, la palla di pugno colpita da Scuffet, poi ancora Lazzaro attaccato a Luvumbo che gli toglie il pallone, riparte Viola, la palla per Luvumbo, l'accelerazione di Luvumbo che non arriva, trattenuto da Masina, giallo anche per lui, no, anzi la trattenuta non è stata di Masina ma di Lazzaro, e quindi Lazzaro ammonito, anche lui cartellino giallo dopo questa trattenuta ai danni di Zito Luvumbo. Sarebbe scoccato già il 47esimo, ma si è perso un po' di tempo in occasione del calcio d'angolo. Non è scoccato ancora. 46-54, parte Macumbula, palla in avanti alla ricerca di Viola che allarga le braccia per evidenziare la trattenuta della maglia. Il pallone verso Sanabria, l'arbitro fischia e manda le squadre a riposo. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1, botta e risposta. Viola Sanabria, questo la successione dei gol, con il match che a questo punto praticamente è stato rimesso in equilibrio dopo l'acuto di Viola sul calcio di punizione, il calcio d'angolo battuto dal Torino e Sanabria che dobbiamo dire ha saltato con estrema libertà all'interno dell'area, trovando l'angolo lontano
e piazzando il pallone con Mina in netto ritardo. Sì, purtroppo è stata, dobbiamo dire, primi 45 minuti abbastanza positivi se dobbiamo guardare nel complesso la partita. Davvero peccato essersi addormentati proprio nell'occasione appena dopo aver segnato, ma è un Cagliari che si sta giocando le sue carte contro il Torino, sta giocando a viso aperto e soprattutto sta facendo il proprio gioco, che è una notizia che non è più nuova ma che fa sempre bene ricordare. Sì, assolutamente sì, sta facendo una buona partita, sta giocando con buon dinamismo. Teniamo conto dell'alto ritmo imposto anche dal Torino, quindi è una partita veramente anche difficile da interpretare, perché ripeto, è una partita di Serie A con grande aggressività, con pochi spazi, quindi bene gli automatismi, bene il fraseggio, bene la verticalizzazione. È un Cagliari che sta tenendo testa al Torino con grande personalità, e questo finora va bene. Bisogna essere più concreti, forse bisogna stare più attenti in occasione dei calci piazzati, come è capitato in questa circostanza, perché poi quando la partita è così equilibrata sono gli episodi a determinare l'eventuale squilibrio. Sul gol di Viola, Vitto, ti chiedo quanta bravura nella preparazione del Cagliari, visto che c'è stato anche l'Uvumbo che si è tolto all'ultimo per levare la possibilità a Milinkovic, e invece quanta colpa del portiere in questa occasione? Ma dobbiamo dire che in barriera è stato toccato il pallone da Cocco, quindi è stato allargato ulteriormente sulla destra del portiere, che ha visto schizzare la palla all'improvviso. Non mi sentirei di dare responsabilità in questo caso all'estremo difensore del Torino. Tiro forte, deviazione dalla barriera, pallone che a quel punto schizza via, difficilissimo prenderlo. Sì, quindi punizione che poi si è conclusa in porta, quella del nostro Nicolas Viola, che vi abbiamo raccontato in diretta attraverso il commento di Vittorio Sanna. Ma è un Cagliari che continua a dare grande filo da torcere al Torino. 2 ammoniti bene nella formazione ospite, tra l'altro un difensore centrale e l'uomo che gioca laterale a sinistra. Pensi che Vanoli metterà subito mano ai suoi per evitare qualsiasi problema nel secondo tempo? Ma il giallo di Cocco è pesante perché già manca un difensore centrale per squalifica, e dover sostituire Cocco rischia di scombinare del tutto la difesa. Stiamo a vedere Lazzaro a destra con il duello che non si è riproposto con l'Uvumbo, perché l'Uvumbo è passato dall'altra parte. È stato quasi casuale il fatto che ci sia stato l'Uvumbo da quella parte in seguito al calcio d'angolo e alla ripartenza di l'Uvumbo nella zona di Lazzaro. Bisogna capire quanto Vanoli riterrà pericolosa la situazione. Dobbiamo dire che comunque delle alternative ne ha. È vero che ha tantissimi giovani in panchina, però giocatori come Caramude, Beletta, Mezze sono tutti giocatori che valgono certamente la possibilità di essere schierati, e poi una banda di ragazzini, perché ce ne sono veramente tanti. 2 del 2006 per poter fare il conto, Gabellini e Zaia, 2 del 2005, Ciamaghichella e Balcott, quindi veramente una banda di ragazzini in panchina, che significa anche che insomma ci sono un po' di assenti nella squadra granata che pesano in questo momento. Ma dobbiamo anche dire ragazzini che ho visto giocare negli anni passati nella primavera di Tupure, che sì. Sai, Zaia in particolare è un giocatore da prendere veramente con grande attenzione. Sì, tra l'altro Torino squadra davvero difficile da battere, l'abbiamo anche già affrontata per quanto riguarda la primavera e non ci siamo trovati al meglio, quindi davvero interessanti. Com'è andata la primavera, Andrea? Questa settimana è una grande vittoria. Com'è andata? 3-1 della primavera in questo match contro il Sassuolo, tra l'altro, quindi neanche una squadra qualsiasi, visto che il Sassuolo era campione d'Italia in carica. Invece 3-1 di grande carattere, dobbiamo dire, perché i ragazzi di Pisacane col passare delle settimane stanno mostrando soprattutto questo, di essere una squadra unita e di poter dare filo da torcere a chiunque. Si è passati subito in svantaggio di minuto 35 col gol di Sandro annullato, ma successivamente c'è stato il gol del Sassuolo con Knezzovic. Ha fatto un gol incredibile dai 30 metri, si è spostato la palla col sinistro e l'ha messa alle spalle di Iliev. Ma dobbiamo dire nel primo tempo Cagliari che non si è praticamente mai scoperto, non ha mai lasciato il fianco ed è stato molto bravo a giocarsi le sue chance. Poi al 42esimo viene l'occasione, l'opportunità per il Cagliari.
rosso per quanto riguarda il Sassuolo per doppio giallo di Bitonto, e quindi secondo tempo da giocare in superiorità numerica per gli uomini di Pisacane, che mettono prima la firma del pareggio con il gol di Bolzan, servito molto bene da Vinci Guerra su un'azione veloce mossa dal Cagliari. Poi trovano il vantaggio con Soldati, un difensore centrale arrivato quest'anno dal Messico, da tenere sott'occhio. La terza titolare ha già trovato il suo primo gol, e infine chiudono la partita con il solito Vinci Guerra, che nel finale al 79esimo imbastisce l'azione personale Simonetta. È entrato nel secondo tempo un altro numero 10 a cui bisogna fare particolare attenzione. Palla per Vinci Guerra, che quindi firma di prima il 3-1 e si prende una vittoria importantissima, continuando tra l'altro il filotto di ottimi risultati casalinghi, perché dobbiamo pensare che il Cagliari Primavera 4 partite giocate in casa, 3 vittorie. Benissimo, ti ho interrogato, abbiamo invertito un po' i ruoli. Ma meritava la Primavera questo passaggio anche durante i nostri asson di gol, perché comunque sia sono i ragazzi che si stanno proponendo per essere il futuro di questa squadra. Ti dico che entrerà Marini si sta scaldando subito, sì, si sta scaldando in modo convinto, e andremo a vedere tra poco al posto di Chio. Qualche sospetto ce l'ho, non mi meraviglierebbe se si passasse alla difesa a 4 con Zappa, quindi che ritorna un po' all'indietro, e con magari a dopo che si sposta un pochino. Si tenta di vincere il duello al centrocampo, a meno che non sia Viola che ha qualche problema. Adesso vedremo un po' di che si tratta. C'è stata anche la botta di Augello, dobbiamo ricordare, non vorrei che potesse essere anche quella la ragione per la quale sta scaldando in questo momento il 18 Marine. Non ho visto male né Macumbu né a dopo, quindi non penso che possano essere loro i giocatori invischiati. Te ne dico un'altra, io ho speso tutta la mia fiducia per Luvumbo, ma Luvumbo non ha fatto un buon primo tempo. No, Luvumbo un po' in ombra in questi primi 45 minuti, a parte l'ammonizione causata alla 0 sul finale, ma comunque davvero poco per quanto ci si aspetta anche dal numero 77 angolano, che sappiamo essere giocatore in grado di cambiare le partite, di spezzare gli equilibri, e quindi ci aspettiamo sempre tanto da colui che tra l'altro ha annunciato in settimana che diventerà papà, e quindi vedremo se riuscirà a esultare anche grazie alla prima realizzazione in questo campionato. Zito Luvumbo, come abbiamo detto in precedenza, è uno dei giocatori in Serie A con maggior gol attesi, quindi è un po' quello che tutti stanno aspettando, tutti quelli che dovrebbe essere lì per fare il gol, e ancora non l'ha trovato. Vedremo se il secondo tempo sarà in grado di darci questo gol di Luvumbo. Ma dobbiamo dire, Vito, il Cagliari in queste ultime uscite ha mostrato anche la sua nuova strategia, che è quella magari di tenere giocatori con grande qualità in panchina per farli esplodere nel secondo tempo quando tutti quanti sono un po' stanchi. Oggi anche i giocatori iniziali che hanno interpretato subito il match, dobbiamo dire grande merito in questi primi 45 minuti. Sì, è grande il ritmo, devo dire. Io sottolineo questo aspetto perché chiaramente quando giochi a una velocità di questo tipo i cambi diventano fondamentali, perché non puoi pensare di mantenere i primi 11 per l'intera gara. Quindi secondo me bisogna vedere un po' le idee in questo momento di Nicola, che certamente si è spolverato Marini, che peraltro ha segnato anche con la sua nazionale romena durante il periodo di sospensione, che sta mostrando di essere un calciatore di alto rango. Io non mi capacitavo quando è stato dato via del perché lo avessimo dato all'altra squadra. Ecco, Marin può dare veramente una marcia in più a questo Cagliari. Possiamo dire che finora forse gli acquisti più incisivi sono quelli che abbiamo ritrovato nella nostra rosa, perché uno è Marin e l'altro è Viola, che l'anno scorso ha avuto tanti acciacchi, ma che qui in questo inizio di stagione sta dando un modo di dare vita alla sua qualità. Ma devo dire che Viola anche l'anno scorso a un certo punto del campionato è riuscito a dare un grande contributo, quindi non direi nella comparazione positiva, cioè nel senso che non è una novità di quest'anno, ma ha fatto bene anche negli sprazzi, nelle mezz'ore, ha fatto bene anche l'anno scorso. Piuttosto, secondo me, Marin io lo metterei al pari di Piccoli, di Adopo, di questi due giocatori in particolare, che sono quelli che sono arrivati e che a mio giudizio stanno mostrando veramente di essere di livello adeguato per essere ritenuti degli acquisti. Sono degli acquisti veramente anche in termini di vantaggio apportati alla squadra, sia Piccoli sia dopo. Eh sì, è Zortea che non si sta mostrando in maniera esagerata, ma che comunque ha trovato anche già il suo primo gol, che comunque, diciamo così, aspettiamo la prestazione, ma però non ci lamentiamo.
Non ci lamentiamo però diversamente da dopo i piccoli, che anche nei contenuti della gara riescono a essere sempre molto molto produttivi. Devo dire che Zortea secondo me può fare molto di più. Assolutamente d'accordo con te, vedremo se sarà il secondo tempo già a rivelarci una prestazione migliorata di Nadir Zortea o degli altri interpreti che scenderanno in campo per andare a lottarsi questi 3 punti in palio nel match delle 18 tra Cagliari e Torino, in una partita che fino a questo momento è stata estremamente divertente, giocata con grande personalità da entrambe le compagini, che quindi speriamo possa mantenere questo canovaccio anche nella seconda parte di gara. Hai visto Marin scaldarsi nella panchina del Torino, invece mi confermi che non c'è nessuno? No, stanno scaldando tutti, quindi non entrerà nessuno. Questo è un vantaggio a mio giudizio, perché i due ammoniti sono 2 ammoniti che entrano spesso nelle fasi di gioco e potrebbe anche capitare il fattaccio, o comunque sia sono 2 giocatori che devono esercitare il loro gioco sotto pressione, perché devono stare attenti a non fare oltre quello che gli viene consentito. Assolutamente sì. Allora vedremo un po' come si evolverà. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, andiamo con la pubblicità, poi se abbiamo ancora tempo ritorneremo con il nostro Vittorio Ossana, se no inizieremo subito il commento del secondo tempo di Cagliari e Torino. Andiamo in pubblicità tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ed eccoci nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound, come sempre pronti a raccontarvi ciò che succede durante il match del Cagliari, punteggio di 1-1 tra Cagliari e Torino in questa partita che è arrivata all'intervallo e che tra pochissimo rinizierà per la sua seconda metà. Lo stadio si sta per scendere in campo, Vito, ancora c'è un po' di attesa di questo secondo tempo. Ma io ti direi che Marin prenderà il posto di Luvumbo, cioè l'ultima intuizione è probabilmente quella giusta, e con Viola che a questo punto dovrebbe salire, con Marin che a sua volta potrebbe diventare un trequartista, sì, quindi con la possibilità di vederlo un po' più avanti. Vediamo tra poco, mi pare di vedere tutti gli altri e che nell'elenco manca proprio Luvumbo. Eh sì, e quindi dovrebbe essere questo il cambio. Ci sentiamo tra pochissimo, Vito, per la cronaca della partita.
A tra poco. E quindi Vittorio Ossana lo ritroveremo a breve per raccontarci ciò che sta succedendo all'Unipol Domus. Intanto abbiamo anche gli aggiornamenti in diretta, perché il nostro Alessio ci ha mandato una bella foto dalla curva nord in cui le luci dello stadio rendono tutto più bello, davvero bello lo scatto del nostro ascoltatore. Speriamo possa essere bella anche l'esito di questa partita che si avvia verso il secondo tempo, punteggio quindi di 1-1 come vi abbiamo raccontato. Andiamo a ripercorrere le formazioni che si stanno dando battaglia nel Torino. Non dovrebbero esserci cambi neanche nel secondo tempo, quindi partiremo da quella. Milinkovic, Savic in campo, Walukiewicz, Cocco, Masina sono i tre che compongono la linea arretrata. Voivoda, Ricci, Linetti e Lazario invece sono i 4 di centrocampo. Vlasic agisce da trequartista dietro le due punte Adams e Sanabria. Il Cagliari invece si schiera col 4-2-3-1, in porta Scuffè, Zappa, Milan, Uperto e Augello sono i 4 difensori, Macumbua dopo i centrocampisti, e la tre quarti invece era formata inizialmente da Zortea, Viola e Luvumbo, ma Luvumbo che confermiamo essere uscito alla fine del primo tempo, ed è entrato Marin al suo posto, che darà manforte all'unica punta Piccoli, che nel corso della prima metà ha fatto vedere qualche sprazzo, qualche giocata di forza, qualche tentativo di imporsi sugli avversari, ma non è riuscito a trovare una nitida occasione per andare a far male a Milinkovic Savic. Ci auguriamo che questo secondo tempo possa essere una isola felice per il raggiungimento di questo obiettivo per quanto riguarda la punta del Cagliari, e a questo punto siamo anche curiosi di quello che potrà fare Marin schierato in questa posizione così avanzata, perché se dovesse girare da trequartista ci troveremo con due giocatori dai piedi ottimi che possono inventare geometrie e vedere scatti e movimenti che gli altri non riescono a carpire al volo, con grande maestria nell'attacco del Cagliari. Quindi vedremo come riuscirà a interpretare questo secondo tempo la inedita coppia Marin e Viola, con anche tra l'altro l'aiuto di Zortea che agirà lì vicino. Ci scrive intanto il nostro ascoltatore Andrea, che scrive Vittorio non sbaglia mai le previsioni dei cambi, gli piace fare questa cosa, piace interpretare al meglio la coerenza narrativa di Nicola. E dobbiamo dire che se parliamo di coerenza a livello di cambi è uno di quegli allenatori che sembra essere sintonizzato nel momento giusto per andare a eseguire ciò che serve per limare la prestazione della sua squadra. Luvumbo non era apparso a Vittorio in condizione adatta nel corso del primo tempo, e effettivamente l'allenatore del Cagliari era d'accordo con lui, perché l'ha tolto per far entrare Marin, che è stato protagonista nelle ultime settimane di tante prestazioni di livello, andando a trovare il gol contro la Juventus che ha permesso al Cagliari di portare a casa un punto e di infrangere l'imbattibilità della squadra bianconera, ma che ha trovato anche la rete in nazionale con la Romania, e quindi non vorrà assolutamente fermarsi, vorrà continuare questo momento d'oro per quanto riguarda la sua stagione, e vedremo se riuscirà a essere incisivo come lo è stato in precedenza anche in questo match con il Torino, un match che nel primo tempo ha dato vita a tanti scontri e tanto movimento da tutte e due le parti, con davvero ottime iniziative da ambo i lati nel tentativo di andare a offendere gli avversari. Il primo nel secondo tempo se lo prende invece il Cagliari, con Zappa che è molto bravo a cercare al centro il movimento di Piccoli, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Primo squillo del Cagliari qualche minuto or sono. Andiamo a trasferirci all'Unipol Domus col commento del nostro Vittorio Sanna. Hai detto bene, veramente un grande assist quello di Zappa, che dopo aver dialogato con Piccoli gli ha servito il pallone sulla testa. Piccoli lo ha colpito dal basso verso l'alto e si è impennato. Se avesse preso dritto l'avrebbe direzionato verso il palo lontano. Ora Makumbu che avanza, gira a volte intorno a sé, poi palla per Marin con il tocco per Viola. Viola alla larga per Augello e poi scatta a sinistra, il pallone per Piccoli, la sponda, Viola dentro l'area, la parata di Milinkovic Savic, diagonale di Viola con risposta da parte del portiere, che è riuscito a ribattere in calcio d'angolo, che sponda di Piccoli, e poi conclusione in diagonale col pallone che è stato intercettato dal portiere. Angolo per il Cagliari in questo secondo tempo, iniziato con 2 occasioni da gol, e adesso dalla bandierina Marin tutto pronto
per spedire all'interno dell'area. Si propone ancora una volta Viola che rende a Marin che prepara il cross, lo effettua, Mina fa sponda, la palla allontanata, ancora Mina in possesso di palla, si volta, effettua il cross, la palla del mucchio, il colpo di testa di Zappa, la palla resta dopo all'esterno per Makumbu che può preparare il cross, cerca ancora dopo, ancora Makumbu, i due dialogano con Makumbu che desiste dal tentare di trovare il cross, ritorna all'indietro su Zortea a proposito di Marini che viene incontro e prende il comando del centrocampo, ancora Marini, controlla il pallone, viene incontro a sua volta Luperto che si riposiziona, Marini tiene il peso di palla, gira intorno a sé e poi affida ancora a Makumbu che vede Viola arrivare ma non lo serve, ritorna all'indietro su Luperto, da questi a sinistra con la possibilità del cross da parte di Viola, Piccoli ribatte quasi, a dopo che recupera il pallone ancora per Makumbu, palla per Marini, esterno dell'area, un dribbling ancora Marini, si avvicina all'area, Marini scarica per Viola il cross, la palla passa dritta, arriva dopo, pallone calciato fuori, forse deviato in calcio d'angolo, no, direttamente fuori. È un Cagliari che in questi primi 4 minuti e mezzo ha meritato il vantaggio, ma non l'ha ancora ottenuto. 4 minuti e 50, con la palla ancora giocata da parte del Torino, va giù e prende con le mani, in questo caso Ricci, il calcio di punizione di Viola, con la possibilità quindi del Torino di rifiatare. Palla giocata verso Cocco che tiene il possesso del pallone, rallenta perché il Cagliari ha iniziato veramente a grande ritmo mettendo alle strette il Torino. Il passaggio all'indietro per Masina che va al rilancio a cercare immediatamente Adams, la palla gli ribatte sul petto, appoggiata per Vlasic che poi sposta ancora il pallone sulla destra, il tocco in diagonale per Linetti che può avanzare, porta palla in diagonale, ancora Linetti a cercare Adams, da questi ancora per Vlasic, il cross di Vlasic, attenzione, tenta di farsi largo, in questo caso Ricci, e Scuffetti che risolve tutto, ma l'assistente dice che il pallone è uscito e quindi sarà calcio d'angolo. 51 minuti nel corso del secondo tempo, punteggio di 1-1 tra Cagliari e Torino, ma il Cagliari ha avuto almeno 2 occasioni per passare in vantaggio lì nello studio. E quindi un Cagliari che sta interpretando al meglio questa seconda parte di gara, almeno in questi primi minuti, davvero occasioni ghiotte per quanto riguarda la formazione rossoblu, che prima è andato vicino con Piccoli, servito da Zappa molto bene al centro dell'area, forse aveva anche il tempo di stoppare il pallone, metterlo a terra e cercare il gol, ma giustamente ha tentato di andare col colpo di testa sfortunatamente alto, e poi successivamente prima il colpo di testa di Mina davvero pericoloso, e poi a dopo che è arrivata a tutta velocità scagliando però sfortunatamente il pallone al lato, con una palla contesa tra l'altro molto pericolosa, perché se lì a dopo fosse riuscito a spostare la palla e a trovare l'intervento dell'avversario, probabilmente ci sarebbero stati dei dolori per quanto riguarda la formazione del Torino, che avrebbe dovuto difendersi da un probabile calcio in rigore. Intanto sono finite le partite in Francia che vi stavamo raccontando, i finali vedono l'Auxerre portare a casa il punteggio per 2-1, mentre 1-1 sia tra Nantes e Nizza che tra Tolosa e Angers. Il big match di Serie B a questo punto, perché è stato una pioggia di gol quello tra Cesena e Sampdoria, risultato finale di 3-5 per gli ospiti, davvero roccambolesco il punteggio in quel di Cesena, partita che è iniziata col vantaggio dei padroni di casa al 13esimo, il pareggio un minuto dopo per quanto riguarda la Sampdoria, che poi è passata in vantaggio sul 2-1 al 22esimo, 27esimo invece ha visto il nuovo pareggio del Cesena, che è nato al riposo in condizione di parità, condizione che poi non è riuscito più a riacquisire, perché la Sampdoria ha segnato con Melwesten nel 55esimo nel secondo tempo, e 7 minuti dopo con Tutino per quanto riguarda il 4-2. Partita che sembrava finita, ma Cargbo 2 minuti dopo ha riaccorciato le distanze, e invece è arrivato il gol del definitivo 5-3 al 88esimo con Akin Samiro che ha chiuso il punteggio. Nel finale anche espulsione per un giocatore del Cesena, proprio l'autore del gol Cargbo, che quindi prima si è fatto ammonire, poi espulsione diretta, probabilmente proteste per quanto riguarda il giocatore della squadra di casa. Per quanto riguarda invece il Cagliari, i giocatori della squadra di casa continuano a mettere in difficoltà gli avversari. È arrivato il terzo giallo per quanto riguarda la
formazione granata ed è ancora un difensore. Pensate un po', Masina si iscrive all'elenco dei cattivi e ora Torino, che ha praticamente 2/3 della retroguardia ammonita. L'unico che non ha rimediato la punizione del cartellino giallo è Valukiewicz, mentre Cocco e Masina sono ammoniti, e sull'out di sinistra anche Lazaro ha rimediato il giallo. Quindi questa è la situazione tra Cagliari e Torino per quanto riguarda i cattivi, che sono già stati segnati nel taccuino del direttore di gara Aureliano, ma è una partita che continua a regalare grandi emozioni e che in Cagliari sta cercando di interpretare nel modo più anche qualitativamente valido, perché ci si tenta tanto spesso di andare al passaggio di prima, si cerca la verticalizzazione veloce con tocchi di grande tecnica, e Vittorio è stato molto bravo a trovare il termine adatto per descrivere questa partita, una partita assolutamente di Serie A, dove gli spazi sono stretti, dove la tecnica la fa la padrona e la tattica è assolutamente fondamentale, e fino a questo momento abbiamo visto due formazioni che si sono scontrate con grande valore da tutte le parti, anche se senza aver paura di dire una cosa di parte. Il Cagliari ha giocato decisamente meglio rispetto al Torino, andando a trovare situazioni pericolose in più occasioni. Vedremo se poi i punti potranno portare a un nuovo vantaggio la squadra allenata da Nicola. Questo è quello che ci aspettiamo e ci auguriamo in questa partita davvero complessa per quanto riguarda i rossoblù, che stanno cercando di attaccarla al meglio, ma purtroppo capita quello che troppo spesso succede. Arriva il gol del Torino, 2-1 per quanto riguarda il Torino. È davvero sfortunato qua il Cagliari, che è stato infilato alla formazione ospite con un gran gol di Linetti. Non c'è altro da dire, il centrocampista è riuscito a raccogliere il suggerimento di Vlasic, è andato a trovare la conclusione cercando di sfondare in modo centrale. Bella la direzione data al pallone sul secondo palo, Scuffet che ci è arrivato ma non è riuscito a deviare con abbastanza forza da consentire al pallone di uscire. Quindi primo vantaggio per il Torino, che quindi va avanti 2-1 sul Cagliari. Il gol di Linetti è di pregevole fattura, è capitano quindi degli ospiti, che manda in visibilio i tifosi granata presenti allo stadio dell'Unipol Domus, ma ci auguriamo che questa gioia possa essere spenta dalla reazione del Cagliari, che in questo momento quindi si trova a recuperare un punteggio che fino a questo momento aveva decisamente attaccato con grande personalità nel tentativo di portarlo dalla sua parte, ma un Torino che invece con i falli e con anche una discreta dose di cinismo, perché nella seconda metà praticamente non si era mai presentato dalle parti di Scuffè, è riuscito a siglare la rete del 2-1, e ora ancora più lavoro sarà necessario per i giocatori rossoblù nel tentativo di andare a riequilibrare una partita che è stata interpretata in modo ottimo, ma che fino a questo momento vede il Torino in vantaggio per 2-1. Ricordiamo le marcature: sul finale di primo tempo il gol di Viola, un minuto più tardi il pareggio del Torino attraverso il colpo di testa di Sanabria. Adesso 10 minuti dopo l'inizio della seconda metà di gara è arrivata la rete del 2-1 per la squadra ospite, siglata da Linetti, che è stato bravissimo a ricamarsi lo spazio necessario, andare alla conclusione sul secondo palo, riuscendo a beffare uno Scuffè che aveva tentato di mandar via il pallone per evitare grossi pericoli, ma che purtroppo non è riuscito nell'impresa. Bisogna continuare e non perdersi d'animo, perché possono accadere queste situazioni. Può accadere che poi il giocatore avversario tiri fuori il gol della domenica, perché poi Linetti non è che sia abituato, che ci abbia abituato a questo genere di prestazioni, a questo genere di tiri, però purtroppo oggi ha trovato l'angolo giusto ed è riuscito a infilare Scuffet per la rete, che in questo momento porta in vantaggio il Torino in quel di Cagliari. Noi ci troviamo
quasi un quarto d'ora oltre l'inizio della seconda metà di gara. Andiamo a vedere un po' di recap invece delle partite che abbiamo seguito e che stiamo seguendo in questo pomeriggio. Il Wolfsburg, dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo, ora si trova a rincorrere in una situazione pericolosa, 2-4 a 3 minuti alla fine in casa contro il Werder Bremen, anche un uomo in meno per quanto riguarda gli uomini della Volkswagen, della squadra della Volkswagen, e quindi davvero difficile rimettere in piedi il punteggio nei pochi minuti che mancano alla conclusione. In Premier League resiste ancora il vantaggio del Liverpool 2-1 contro il Chelsea, mentre per quanto riguarda il match della Liga iniziato alle 18:30 il punteggio è sull'1-0 per quanto riguarda il Villarreal. Cagliari che ha un po' accusato il gol del Torino, abbiamo visto a dopo sbagliare due scelte dal punto di vista tecnico più che tattico, e quindi può essere anche figlio di una stanchezza o di un umore che non sia al massimo, ma non bisogna perdersi in animo, c'è ancora tanto tempo per rimettere in piedi la partita, ma bisogna attaccarla il prima possibile, cercare di riportarsi subito in pareggio, perché i valori visti in campo parlano di un punteggio che non è adeguato a quello che poi è stato espresso fino a questo momento. È arrivato il primo cartellino giallo anche per il Cagliari qualche minuto or sono, e proprio dopo vi abbiamo detto che non era attentissimo negli ultimi minuti, e lui a rimediare la prima sanzione disciplinare per quanto riguarda gli uomini messi in campo da Davide Nicola. Vedremo come continuerà la partita. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor, ma rimanete lì perché come torniamo andiamo da Vittorio Ossanna, quindi a tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. C'è bisogno di una svolta in quel di Cagliari, c'è bisogno dei cambi, delle forze fresche dalla panchina, perché negli ultimi minuti qualche errore di troppo a livello di stanchezza per gli uomini di Nicola, pochi giri di lancetta or sono. Jerry Mina è riuscito forte a centrocampo, lasciando però la palla indietro e consentendo quindi al giocatore avversario di avvicinarsi pericolosamente al tiro. Fortunatamente conclusione sbilenca che non ha creato particolari problemi al portiere Scuffet, ma i cambi sono stati effettuati, sono stati scelti per quanto riguarda Nicola. Dentro Gaetano e la Padula, fuori a dopo e Viola. Abbiamo parlato degli ultimi minuti non eccelsi per quanto riguarda Viola. Scusate, per quanto riguarda dopo, e quindi sostituzione. Fuori anche Mina, che non era apparso lucidissimo negli ultimi istanti, e dentro Palomino. Quindi queste le scelte del mister del Cagliari Nicola per riequilibrare il punteggio. Speriamo che l'effetto desiderato possa essere raggiunto. Intanto andiamo a farci raccontare le emozioni dell'Unipol Domus attraverso la cronaca di Vittorio Sanna.
E siamo al 64esimo minuto con Aureliano che parla con Vanoli a bordo campo. Non so quali siano le ragioni dell'allenatore e le ragioni dell'arbitro, ma di fatto che Vanoli poi desiste dal protestare, ci sarà la rimessa con le mani in favore del Torino. Voivoda nella corsia di sinistra alla testa della prima tre quarti, pronto a effettuare la rimessa. Il Cagliari che si deve riassettare praticamente con i giocatori entrati ora. Palomino di testa, il colpo di testa di Coco, la palla recuperata da Gaetano che avanza, porta la palla, la serve a sinistra per Augello che finge il cross, propone ancora Gaetano, il pallone per Augello, il cross verso il secondo palo, va Piccoli, anticipato dall'intervento di Masina, ripiega molto bene in questo caso Sanabria, la palla per Ricci, da Ricci all'indietro, disimpegno del Toro con retropassaggio per Milinkovic-Savic, riuscito bene. Devo dire con molto ordine il Torino stavolta è riuscito a portare fuori il pallone dalla zona presidiata dalla squadra cagliaritana. Coco che controlla, la Padula davanti, il passaggio in diagonale per Ricci, il retropassaggio per Milinkovic-Savic. Ora il Torino tenta anche di tenere il possesso di palla, scivola Milinkovic-Savic, riesce a mandare avanti il pallone, il colpo di testa di Palomino è neutralizzato ancora da Vlasic che poi trova supporto su Lazzaro ancora. Il Cagliari si è un po' disunito dopo il gol subito, ha perso un po' le distanze, ha perso forse un po' d'animo e il Torino di questo ne ha approfittato per controllare meglio ora il match rispetto a quello che stava facendo prima del gol di Linetti che tenta ancora di impostare, la palla data in zona centrale con Vlasic che controlla, retropassaggio per Masina, uno degli ammoniti, il pallone avanti nella zona di Sanabria, attaccato da Zappa, pressing contemporaneo del Cagliari a parte di due giocatori, ancora Masina che riceve il pallone per Ricci che si insinua, il passaggio in avanti per Adams che però era in posizione irregolare. 65esimo minuto, anzi 66esimo minuto, iniziato da 20 secondi con la palla toccata corta da Zappa per Zortea che desiste dal lancio lungo, preferisce ripartire dalla zona arretrata con Palomino che allarga a sinistra per Luperto lascia scorrere fino ad Augello, il controllo di Augello, si ferma, poi dà all'indietro ancora nella zona di Palomino che orchestra dando verso destra a favore di Zappa cerca in questo caso Zortea, ora il Cagliari ha quasi timore di verticalizzare, la palla per Piccoli nel duello con Masina che lo trattiene, il retropassaggio ancora per Zappa per Zortea che non riesce a passare, è Ricci che ha recuperato, cioè il fallo su di lui, l'intervento dell'arbitro e il calcio di punizione. 66 minuti di gioco, 1-2 il punteggio, linea allo studio. È un Cagliari che in questi minuti finali deve essere arrembante nella ricerca del nuovo gol che porterebbe in parità il punteggio dopo la rete arrivata nel corso del secondo tempo da parte di Linetti, che quindi ha spostato nuovamente gli equilibri a favore del Torino, un Torino che con il vantaggio sta ragionando molto di più, aveva detto bene Vittorio durante la cronaca, sta riuscendo a amministrare con personalità il pallone e sappiamo un giocatore come Ricci quando poi si sente anche la fiducia del punteggio riesce a essere davvero elusivo nei confronti del pressing fatto dai giocatori della squadra rossoblù. Vediamo gli ex tra le due squadre, non sono tantissimi, 2 per il Cagliari, Adopo e Nicola, mentre Walukiewicz per quanto riguarda il Torino non tantissime, quindi le personalità che hanno vestito la casacca opposta. Gli infortunati e convocati invece Pavoletti e Obert sono gli infortunati nel Cagliari, nel Torino Zapata, Schurz e Ngie. Questo è il bollettino medico per quanto riguarda le due formazioni, con la Padula per il Cagliari che tra l'altro è stato recuperato in extremis visto che non era disponibile fino a metà della settimana, e quindi un giocatore peruviano che ci auguriamo possa essere un valore aggiunto in questo finale, visto che è stato scelto per interpretare questi minuti conclusivi da riferimento offensivo insieme a Piccoli. Vedremo se potranno coesistere queste due personalità, queste due prime punte. Sappiamo che la Padula è molto bravo a fare la guerra in aria, è molto bravo a ricavarsi quel poco che serve per andare a offendere. Vedremo se ci riuscirà in questi minuti finali. Vi abbiamo raccontato di un Torino con la difesa completamente ammonita e vedremo se effettivamente il giocatore peruviano potrà insinuarsi nella propria nella difesa appunto avversaria
per riuscire a fargli commettere un errore che possa essere fatale per quanto riguarda il Torino. Quello che è sicuro è che il Cagliari deve fare in fretta il prima possibile a riaprire il match, se vuole poi addirittura andare a cercare i 3 punti, che non sarebbero assolutamente un obiettivo sbagliato visto quello che si è visto in campo e visto che questa partita può davvero cambiare in un attimo. L'abbiamo purtroppo esperienziato alla parte sbagliata, visto il dominio del Cagliari prima del gol del Torino, ma sappiamo che un gol può ricambiare immediatamente tutti gli equilibri stabiliti e far sì che si rigiochi tutto tra le due compagini a viso aperto. Vedremo se sarà così, con un cronometro che naturalmente continua a scorrere. Andiamo a vedere invece i risultati della Serie A per chi il cronometro l'ha già visto esaurirsi. Si è iniziato ieri pomeriggio con 2 match alle 15, quello tra Como e Parma e quello tra Genoa e Bologna, entrambi terminati in parità. Genoa e Bologna sono andati in battaglia in una sfida che ha visto gli ospiti andare in vantaggio al 37esimo con Orsolini, trovare la rete del raddoppio al 56esimo con Odgaard e poi venire recuperati da una doppietta di Pinamonti, che fino a questo momento è riuscito a trovare appena una realizzazione in queste prime uscite. Pensate, 2 gol invece contro il Bologna, il primo al 73esimo e il secondo anche di pregevole fattura all'85esimo con una torsione di testa davvero notevole. 1-1 che abbiamo detto anche tra Como e Parma, dove sono arrivati 2 gol di 2 preferiti da chi segue soprattutto il fantacalcio e gli uomini un po' più nascosti, ovvero la rete di Bonni al 20esimo per il Parma con un gran gol di tacco sul suggerimento dalla destra, e il pareggio di Nico Paz, che è stato un po' il fiore all'occhiello di chi ha voluto puntare sul talento proveniente dal Real Madrid, che sta decisamente facendo il bello e il cattivo tempo in quel di Como, risultando uno degli uomini più pericolosi a disposizione dell'arsenale di Fabregas. È terminata invece una delle partite che stavamo seguendo, quella tra Wolfsburg e Werder Brema, 2-4 il risultato finale, quindi Brema che si porta a casa i 3 punti. In quanto per quanto riguarda invece l'Unipol Domus, qualche minuto fa nuovo tentativo del Torino, una punizione dalla 3 quarti in cui Scuffea ha messo in barriera solamente 2 uomini, ci ha provato Coco a calciare forte verso la porta, il suo tentativo non era neanche malvagio, il risultato centrale con Scuffet che coi pugni è dovuto andare a buttare in angolo, ma diciamo che non era troppo sicuro come intervento e qualche brivido l'ha fatto venire lungo le schiene dei tifosi del Cagliari, sia presente allo stadio sia chi sta seguendo la partita con vari mezzi in questo match day, in questa 8ª giornata del campionato di Serie A Team, che il Cagliari fino a questo momento sta vedendo il suo punteggio in svantaggio contro il Torino, 2-1 il parziale, come vi abbiamo raccontato fino a qui. Vi stavamo invece descrivendo ciò che è successo nelle altre partite che si sono giocate nel weekend di Serie A. Si è continuato dopo i primi 2 match alle 15 con la sfida delle 18 tra Milan e Udinese, punteggio finale di 1-0 per i rossoneri, non senza grandi proteste, prima quelle dei milanisti per l'espulsione al 23esimo di Reinders, arrivata dopo il gol del vantaggio di Ciucuese nel corso del primo quarto d'ora. Espulsione di Reinders che ha un po' dato la traccia alla partita che sembrava essere stata recuperata al 94esimo dall'Udinese, che però è stato fermato nel pareggio dall'intervento del VAR, che ha ravvisato una posizione di fuorigioco di un interprete friulano durante l'azione, interprete che non ha toccato il pallone ma che comunque è stato protagonista all'interno del movimento dei difensori avversari, e questo ha fatto sì che il suo fuorigioco risultasse attivo e quindi portasse all'annullamento della rete dell'1-1. Questo è un po' il racconto per quanto riguarda Milan-Udinese, che è terminata sull'1-0, mentre nella serata ha concluso il sabato calcistico di Serie A il big match tra Juventus e Lazio, big match che è stato deciso solamente grazie all'autogol di un difensore della squadra ospite, ovvero Ghila, che a pochi minuti dal termine ha consegnato le chiavi del successo alla formazione piemontese, che quindi va avanti con un 1-0 contro dei biancocelesti che non hanno iniziato per niente male la loro avventura in questa stagione di Serie A. Ci ha provato il Cagliari qualche minuto
minuti or sono, tentativo sulla sinistra, molto bravo Lappadula a mantenere il possesso del pallone non senza difficoltà, ma procurandosi un ottimo calcio d'angolo per la formazione di casa, che quindi tenterà di andare a sfondare il muro torinese, anche cercando di sfruttare i calcio piazzato che poi è stato battuto qualche minuto fa e che ha portato effettivamente un pericolo, con un giocatore del Cagliari che stava rischiando di andare a tirare con la porta completamente sguarnita. Sarebbe potuto essere un gol interessante, ma deviazione di un giocatore avversario che non ha permesso al Cagliari di trovare il pareggio nell'immediato, ma pareggio che è arrivato subito dopo. 2-2 per il Cagliari. Palomino appena entrato prende le veci di mina e realizza la rete del nuovo pareggio. 2-2 tra Cagliari e Torino. Avevamo parlato dello sfruttare le punizioni e le occasioni da palla inattiva. Bravissimo il Cagliari in questa circostanza, ma si vedeva che il pressing stava diventando sempre maggiore. Cross al centro di Marin, sponda, se non ho visto male, di Luperto sul secondo palo, e Palomino è bastato un tocco per appoggiare la palla in rete. Palla del 2-2 quindi per il Cagliari. Molto bravo Luperto, molto bravo Palomino a trasformare questa palla vagante nel nuovo pareggio rosso-blu, che quindi va a equilibrare il tutto. Incolpevole in questo caso Milinkovic-Savic, ma ancora una volta bravo il Cagliari a sfruttare questi palloni volanti. È ennesimo secondo assist di Luperto, che quindi ci prende gusto nel fare la sponda di testa per testa. Dopo la prima rete del Cagliari realizzata da Piccoli proprio sull'assist di Luperto, è arrivato anche il secondo assist per il suo compagno di reparto Palomino, e quindi ancora una volta cambi che riescono a modificare gli equilibri in corso, e Cagliari che ora si trova in parità con il Torino quando manca poco più di un quarto d'ora da giocare. Ci sono tutte le chance per andarsi a prendere questi 3 punti che sarebbero fondamentali nel percorso del Cagliari. Ci auguriamo che possa essere così, naturalmente ve lo racconteremo. Non bisogna perdere la concentrazione come fatto in precedenza, bisogna dar manforte al grande risultato appena raggiunto e cercare di completare il ribaltone con la rete del nuovo vantaggio, che sarebbe davvero oro colato per quanto riguarda la formazione di Nicola. Ricordiamo anche che la difesa torinese ora con un momentum non eccelso si trova con la retroguardia ammonita, e questo deve essere un fattore che i giocatori più offensivi del Cagliari devono saper sfruttare a dovere nei minuti che restano per andare a imbucare ancora una volta Milinkovic-Savic. Anche stavolta, anzi se nella prima volta avevamo trovato comunque qualche responsabilità, ma difficile vista l'ottimo posizionamento tattico del Cagliari sulla punizione realizzata da Viola, in questo caso davvero nessuna la colpa per il portiere torinese, che si è visto Palomino spuntare a 1 metro alla porta, toccare la palla con la testa, spizzarli il tanto giusto per portare di nuovo il punteggio sul 2-2. Quindi una partita che continua a essere vivissima, ma effettivamente tutte le ultime partite del Cagliari, dobbiamo dire, sono combattute fianco a fianco, colpo su colpo, e bisogna continuare con questo spirito se si vuole riuscire a strappare dei punti importantissimi anche in casa. Abbiamo rivisto qualche minuto or sono il gol di Palomino, bravissimo Luperto a trovarlo nel secondo palo, altrettanto bravo il numero 24 del Cagliari a trovare lo spazio adatto per impattare il pallone, metterlo alle spalle di Milinkovic-Savic e portare quindi il tutto sul 2-2. Una partita che continua incessantemente, e vediamo anche che allo stadio, come ci potrà raccontare il nostro Vittorio tra pochissimo, c'è la curva sud che va a incitarsi con degli uomini che si occupano di fare un po' i capi del tifo, andando giù a dar manforte al tifo rossoblu, che ora dovrà essere asfissiante nei minuti finali se si vuole spingere, se si vuole supportare i propri condottieri, che fino a questo momento stanno svolgendo una partita davvero ottima, che racconta di un punteggio di 2-2 grazie alla rete arrivata a pochi minuti or sono da Palomino. Quindi Cagliari che deve continuare con grande voglia ma grande spirito, ma andiamo subito alla Vittorio Osanna. È arrivato il 3-2 del Cagliari, è arrivato grazie a un'azione costruita all'esterno dell'area, inserimento di Piccoli, il cross Caracchini
da parte dei difensori del Torino. 3-2, Vanoli non sa che fare perché non vuole toccare la formazione, ma sappiamo che le partite si giocano in 16, ma purtroppo 16 giocatori Vanoli quest'oggi non li ha troppi giovani, ha troppi giocatori diversi da quelli che sono ammoniti, sta tenendo in campo alcuni giocatori tipo Lazzaro, Coco, che sono gravati in fallo, e il Cagliari su queste premure, su queste attenzioni ha costruito il suo sorpasso. 3-2 con il Torino che adesso tenta di reagire, ma ancora un pallone all'indietro con Coco che va a inseguire. 3-2 per la squadra del sorpreso, proprio Coco a fare l'autogol sul passaggio di Piccoli, perché comunque sia, quando passano i minuti devi avere le risorse per cambiare. Troppi giocatori della primavera in panchina, si è guardato più volte Vanoli, era seriamente preoccupato di quello che doveva fare. Fuori gioco ora da parte del 18 Adams, calcio di punizione per il Cagliari, ma anche ingresso in campo da parte di Deiola che prende il posto di Makumbu. Deiola per Makumbu, e questo è il cambio in un centrocampo che a questo punto viene potenziato in fase di filtro, in fase di interdizione, e il Torino invece desiste dall'indugiare e manda in campo i due giocatori che possono fare qualcosa, e cioè Tameze e Dembélé. Vediamo che sono entrambi, Caramù anche tra i due, vediamo chi entrerà di questi. Caramù dovrebbe essere uno, battuta la punizione, attenzione alla Padula, anticipato, arriva Zortea, non riesce a cambiare direzione, protegge la palla in questo caso e riesce Voivoda a far ripartire l'azione per Adams che tocca per la corrente, in questo caso Voivoda che spinge a sinistra, tenta di trovare un varco, va ad appoggiare per Ricci nel duello con Zortea, il passaggio a sinistra ancora per Voivoda che trova un varco, tenta di spingere nella corsia di sinistra, lo attende Zappa, in questa circostanza sposta il pallone, il cross all'interno, attenzione, la palla rimane lì, c'è dato un colpo di mano anche da parte di un giocatore, Sanabria, che è andato all'impatto col pallone, recupero di Scuffet, e solo brividi per il Cagliari, in questo caso sul cross di Voivoda, cross che ha visto arrivare al colpo di testa Luperto. Ora un errore ancora da parte di Zortea, mentre sono due giocatori, Dembélé e Caramù, che entreranno in campo, sono giocatori chiaramente d'attacco nella speranza di rimettere in piedi la partita. Cocco per Masina, i due ammoniti, Masina in possesso di palla, tocca andando in diagonale, l'appoggio per Ricci, l'anima di questa squadra, tenta di partire, lo insegue la Padula, gli toglie il pallone, il passaggio per Zortea, scatta Piccoli, il lancio in sua direzione, eccolo Piccoli nel duello con Masina, tocca l'indietro per la Padula che evita Voivoda, l'appoggio all'indietro per Marin al centro per Deiola all'indietro per Palomino, c'è largo Luperto, riceve Luperto, vediamo se parte il cross, il passaggio in verticale, viene incontro Gaetano, la palla è per Augello, ritorna su Luperto che ritorna ancora all'indietro. 81 minuti 20 secondi, Cagliari 3 Torino 2, lì nello studio. E quindi grande nuovo vantaggio per il Cagliari, e noi ci prendiamo l'ultima pausa pubblicitaria e poi vi raccontiamo questo finale tra Cagliari e Torino. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura,
Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta per raccontarvi i minuti finali della sfida tra Cagliari e Torino, valida per l'8ª giornata di campionato di Serie A Team. Un match sicuramente scoppiettante dal punto di vista delle emozioni, perché ci troviamo sul 3-2 per il Cagliari, una partita che aveva visto la squadra di casa, ovvero i rossoblù, partire in vantaggio grazie alla rete di Viola trasformata al 38esimo minuto del primo tempo. Il pareggio 4 minuti più tardi è arrivato grazie a Sanabria, che è riuscito a svettare indisturbato su occasione da calcio d'angolo per il momentaneo 1-1, che poi è diventato 1-2 per la squadra ospite nel corso della seconda metà, con Linetti che si è messo in proprio, ha fatto tutto da solo, è andato a scaricare un destro dal limite dell'area sul secondo palo, sul quale Scuffè ha toccato ma non è riuscito a intervenire in modo decisivo. Questo ha portato al nuovo vantaggio del Torino e a un secondo tempo in cui gli ospiti in qualche occasione hanno dato modo di far vedere di poter gestire la gara, ma Cagliari, che non si è dato per vinto, è riuscito a riacciuffare il punteggio con Palomino servito dalla torre da calcio d'angolo di Luperto. Palomino che ha toccato con la testa infilando Milinkovic Savic per la rete del momentaneo 2-2 che si è trasformato in 3-2 quando pochi minuti dopo è entrato in area Piccoli con un ottimo movimento, che è riuscito a liberarsi sull'auto di destra, ha messo al centro un pallone rasoterra forte sul quale ha toccato Cocco, che ha ingannato anche il suo portiere, portando il Cagliari nuovamente in vantaggio in condizione di 3-2. Quindi questo è il racconto di ciò che è accaduto in questa partita fino a questo momento, ma mancano ancora 5 lunghezze più recupero o giù di lì. È un match che avrà sicuramente tanta suspense nella parte conclusiva, nei minuti di recupero che scorreranno lunghissimi per quanto riguarda i tifosi del Cagliari se dovesse arrivare sul 3-2, mentre andranno al contrario lentissimi per coloro che supportano la formazione, andranno velocissimi per gli avversari. Questo è un po' quello che sono le premesse prima della parte finale del match. Intanto vi raccontiamo ciò che sta succedendo in Liga. Il Villarreal continua a condurre la sua partita quando ci troviamo al 59esimo minuto, 1-0 il punteggio in casa sul Getafe. Fino a questo momento i sottomarini gialli, così vengono chiamati i giocatori del Villarreal, stanno portando a casa il punteggio. Vedremo se il Getafe avrà la forza di rimettere in discussione la partita nei minuti che mancano alla conclusione del match. Facciamo ancora un piccolo recap di quello che è accaduto negli altri match di Serie A prima di immergerci completamente nel finale del Cagliari con la cronaca di Vittorio Ossana tra pochissimi minuti. Andiamo a vedere cosa è successo oggi nelle partite che si sono giocate tra mezzogiorno e mezza e le 15. Si è dato il via alla domenica con la partita tra Empoli e Napoli, decisa solamente grazie a un rigore di Kvaratskhelia, che quindi ha concesso i 3 punti agli ospiti al 63esimo, quindi l'azione decisiva che ha portato il punteggio sull'1-0 conclusivo. Questa un po' il sunto del match tra Empoli e Napoli, con un Empoli che dobbiamo dire è riuscito in più occasioni a rendersi pericoloso dalla parte di
del portiere partenopeo, tra l'altro ex della gara Caprile, che è stato uno dei migliori soprattutto per quanto riguarda il primo tempo di gioco. Alle 15 invece si sono date battaglia due partite abbastanza difficili per entrambe le concorrenti, diciamo così, alla salvezza del Cagliari, ovvero quella del Lecce in casa con la Fiorentina e quella del Venezia in casa con l'Atalanta. Entrambe non hanno raccolto neanche un punto, perché la Fiorentina si è imposta sul Lecce grazie a un roccambolesco e roboante 6-0 maturato nel corso del match, anche a causa dell'espulsione di Gallo nella formazione padrona di casa, ma la Fiorentina che ha trovato subito il vantaggio al 20° con Colpani, che si è quindi sbloccato dal digiuno che fino a questo momento aveva caratterizzato il suo campionato. Colpani si è sbloccato subito dopo. Il primo a siglare il gol è stato Cataldi, il mediano proveniente dalla Lazio, che quest'anno veste la maglia viola per la prima volta. Cataldi che non si è fermato lì, ha trovato anche la doppietta personale col gol del 3-0 sul finire di primo tempo al 45°, 2 minuti dopo che Gallo era stato espulso per un atterramento in un'azione potenzialmente pericolosa. Fiorentina che nella seconda metà poi ha dilagato, visto l'uomo in più e la condizione di vantaggio. Il quarto gol l'ha siglato Colpani, andando a siglare quindi la doppietta grazie a nessun suggerimento, l'ha fatto da solo senza assist al 54°. Poi il gol di Beltran su assist di Kouamé pochi minuti dopo, e infine la rete del definitivo 6-0 che è arrivata al 72° grazie a un insolito Parisi che si è reso protagonista anche in fase offensiva. Ha preso il posto di Gosens qualche minuto prima e poi è riuscito subito a siglare la rete del definitivo 6-0. Questo è il recap per la Fiorentina. Atalanta invece è un po' più rapida in casa del Venezia, 0-2 il risultato finale. È Atalanta che è riuscita a imporsi grazie alle reti di Pasalic e Reteghi. Pasalic nel primo tempo al 7°, 40 minuti dopo al 47°, Reteghi invece ha siglato la rete del definitivo 2-0. Questo è un po' il recap di quello che è successo in questo weekend di Serie A, in questa ottava giornata, ma andiamo a vedere come si conclude il match del Cagliari per questa domenica. Andiamo a farlo nell'unico modo che conosciamo, ovvero lasciandoci trasportare dalla voce del nostro Vittorio Sanna. Lo remano le gambe del Cagliari che sta subendo l'attacco del Torino. Bisogna partire con un contropiede che possa valere il gol della sicurezza. Attacca ancora la squadra granata nel settore di destra a testa bassa, come fanno i Toro. Vengono definiti i minuti di recupero, sono 4. Attenzione, limite dell'area, il cross all'interno, deviazione. Sarà altro calcio d'angolo. È un Cagliari che non riesce a uscire sulla spinta del Torino, che messi dentro due attaccanti come Calamù e il compagno di squadra, il numero 21 Dembélé, è andato subito ad attaccare a grande, a testa bassa, con tutto il Cagliari costretto all'interno dell'area. Parte il calcio d'angolo dentro l'area, ancora un pallone allontanato che finisce in fallo laterale, sempre per il Torino. 90 minuti, 37 secondi, 3,5 di sofferenza. La rimessa con le mani, la palla all'indietro del Masina, il controllo di Masina che posiziona e crossa ancora dentro l'area, lo stop di petto di Sanabria che aspetta rinforzi, taglia per cercare ancora Dembélé, allontana in modo perentorio la retroguardia del Cagliari, un assalto a testa bassa da parte del Torino. Ancora Calamò nel duello con De Jong, è entrato in questo secondo tempo, è determinato poco fa, il colpo di testa, la parata di Scuffetti che salva il risultato e poi il pallone lo dà da Luperto. Miracolo di Scuffetti che tiene il Cagliari in vantaggio sul colpo di testa ravvicinato di Adams, e il Cagliari si salva in questo frangente. Il Torino che insiste, la palla ancora dentro l'area, cade il giocatore, recupera per un attimo ancora Marini che allontana, ma fuori area c'è ancora il Torino che tenta di costruire il passaggio a destra per la palla su Sanabria, il destro, la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde fuori. Cagliari che mantiene il vantaggio al 92° minuto, la grandissima parata di Scuffetti che ha tenuto il Cagliari in partita sulla conclusione da parte di Sanabria, no, di Adams, avevo visto bene in prima battuta. E ora sono solamente 2 minuti che rimangono al Torino, ma saranno lunghissimi. Il Cagliari però è finalmente uscito dalla propria area di rigore, può andare a rinviare il pallone dal fondo con il suo portiere Scuffetti, con molta calma chiaramente. Chiamano palle in avanti piccoli e la Padula
allargano le braccia per farsi vedere, mentre Scuffetta è pronto al rilancio lungo. Ecco che sta per battere Scuffetta con l'arbitro che nel frattempo discute con Luperto. Battuto il pallone nella zona in cui va a saltare Caramò, il pallone all'indietro, Piccoli per la Padula che tenta di partire, la Padula, il passaggio per Piccoli che aggancia male, non riesce ad arrivare sul pallone e quindi il recupero da parte del Torino che tenta di ripartire, l'anticipo di Luperto, la palla per Marin che anzi per Gaetano che affonda, va a sinistra, si prende il fallo, no, non glielo dà, l'arbitro non glielo dà, va giù, ma non fischia il calcio di punizione, rimessa con le mani per il Torino, era andato via Gaetano, il fallo c'era, forse l'ha accentuato, ma l'arbitro non gliel'ha fischiato, rimessa con la palla che è andata direttamente al portiere, è l'ultimo minuto di gioco, Milinković-Savić che porta la palla avanti, calcia in questo momento nella mezza campo del Cagliari, salda Palomino, riesce a ribattere, Marin gira avanti, ma recupera ancora il Torino, con Ricci che può avanzare, porta il pallone a Ricci, lo aspetta Marin, ancora Ricci, l'appoggio laterale per Dembélé con lo scambio con Caramò che tiene il posto di palla, si prepara il cross, mette all'esterno, ribatte Deiola, il pallone danza e va ancora una volta nella zona di Dembélé che prolunga le sue spalle, ma arriva Augello, riesce a impossessarsi del pallone, a rinviare verso Piccoli che tocca ma manda in fallo laterale con Walukiewicz che poi lo spinge via, Walukiewicz che va alla rimessa con le mani quando siamo a 10 secondi dalla fine, la rimessa in gioco in favore del Torino, Walukiewicz all'indietro, 2 secondi, è scoccato il 94esimo, l'arbitro lascia finire questa azione, il cross all'interno, il colpo di testa da parte di Voivoda, la palla in fallo laterale e per il Torino la rimessa, il pubblico chiede la fine della partita, 94 minuti e 15, la rimessa in gioco, sarà una rimessa lunga all'interno dell'area, viene effettuata, palla nel mucchio, il colpo di testa da allontanare, ancora un colpo di testa, la palla fuori area e l'arbitro mette il fischietto tra le labbra e il Cagliari vince, il Cagliari batte il Torino per 3-2, lo batte inseguendo, lo batte riuscendo a caratterizzare il match con una vittoria di squadra, perché vai a vedere e diventa difficile identificare un solo protagonista, forse il protagonista è lo scacchierista di questa partita che ha sfruttato tutti i 16 uomini a disposizione nei momenti topici della gara per cambiare, per scuotere, per ritrovare la misura giusta. È stato un Cagliari che c'è stato per 90 minuti, anche quando si è perso c'è stata la mossa che poi ha permesso di venire nuovamente fuori, di riprendere ancora a respirare, di riprendere a credere nella partita. Veramente una bella vittoria perché conferma le belle cose delle 2 partite precedenti, dice di una squadra che sta diventando sempre più squadra, che ha la possibilità di far ruotare i suoi uomini e di cambiare i temi senza paura. Il cambio che ha visto uscire Luvumbo nel corso dell'intervallo per Marina dice lunga su quanto Nicola legga la partita, e gli altri cambi avvenuti dopo il 2-1 di Linetti che avevano mandato al buio la squadra cagliaritana sono un'ulteriore dimostrazione delle idee chiare del tecnico e della squadra che ha recepito quella che è la sua filosofia. Assolutamente sì, vittoria quindi importantissima per il Cagliari che strappa i primi 3 punti tra le mura amiche contro il Torino in un roccambolesco 3-2 davvero pieno di emozioni, con Nicola che ha saputo scegliere gli uomini migliori sia all'inizio che poi a partita in corso per riuscire a strappare questi 3 punti. A questo arrivati adesso al terzo risultato utile consecutivo, Vitto, dobbiamo dire che sta iniziando a venire fuori l'identità anche che voleva dare Nicola a questa squadra. Ma assolutamente sì, ma se poi consideriamo che andando a vedere tutte le partite del Cagliari, l'unica partita che effettivamente non hai giocato è quella con l'Empoli e adesso non sono più scusami, un paio alle gare, ma sono tante quelle che hai giocato, quindi se ne hai toppato solamente una vuol dire che effettivamente l'idea di squadra, l'idea di compattezza, l'andare dietro a un progetto è un andare dietro dell'insieme, perché altrimenti avresti sbagliato più di una partita. Terzo risultato utile consecutivo che proietta peraltro il Cagliari a 9 punti, lontano dalla coda, dove rimane il Lecce, dove rimane il Venezia, dove rimane il Genoa, dove rimangono tante squadre
3 punti di vantaggio che sono un lusso che non abbiamo mai avuto neanche nel campionato scorso, e questo è anche un altro termine di paragone. Questi ragazzi, forse maltrattati, forse non considerati a pieno, hanno dimostrato quest'oggi che c'era anche della sostanza. E poi gli acquisti, i nuovi acquisti, anche oggi, fondamentali, a dopo, piccoli, tutti che sono spesi alla grande e che hanno mostrato di poter essere giocatori che possono far fare il salto di qualità per loro e per la squadra. Ed è giusta la festa adesso all'Unipol Domus dopo la partita, per quello che è stato visto, per la voglia di combattere, per aver tenuto testa, per aver vinto una partita di Serie A anche pagando gli episodi, perché il Cagliari gli episodi li ha comunque pagati. Assolutamente così, e finalmente il pubblico dell'Unipol Domus può salutare e gioire con i suoi idoli al termine del match per questo 3-2, quindi maturato in questa ottava giornata. Cagliari che, come ha detto la Vittorio, sale a 9 punti ed è lì in mezzo, pensate un po', a 2 dal Torino stesso che si trova in nona posizione con 11 lunghezze. Sono tutte là le squadre e bisogna mantenere questo canovaccio, questo spirito, questa grinta anche nei prossimi appuntamenti se si vorrà continuare a far bene come visto fino a questo momento. Un Cagliari che quindi raccoglie l'eredità di una partita giocata con grande personalità, con grande voglia di portare a casa il punteggio, e alla fine conquistata con la forza dello spirito grazie all'autorete finale di Saul Coco. Ma davvero prestazione corale ottima per gli uomini di Nicola, che torneranno in campo, Vito, venerdì contro l'Udinese. A questo punto ci aspettiamo un'altra grande prestazione da parte dei rossoblù. Ma assolutamente sì, bisogna confermarlo in trasferta contro una squadra fisicamente fortissima, fisicamente e tatticamente fortissima, una squadra molto atletica, quella dell'Udinese, che punta molto su questi due elementi. Noi dovremo essere scaltri a sfuggire al confronto corpo a corpo e andare a cercare invece un confronto tecnico che il Cagliari dimostra con l'insieme di poter affrontare, di poter condurre, e in questo senso i progressi anche oggi si sono visti, sono dettagli ulteriori, sono sempre nuovi elementi che metti mattoncino dopo mattoncino in una squadra che poi prende consapevolezza di se stessa, e questa consapevolezza sarà l'ulteriore forza. Nel finale sono tremate un po' le gambe alla squadra quando il Torino ha attaccato a testa bassa, ma alla fine comunque sia con la forza d'animo si è riusciti a evitare tutto, con la forza d'animo e con Scuffetti che forse si è fatto perdonare quella manina morta sul tiro di Linetti, che non è riuscita a ribattere il pallone pur avendolo toccato. E così un po' tutti hanno dato il loro contributo a questo 3-2 che è di fondamentale importanza. Assolutamente sì, noi siamo in chiusura, ringraziamo chi ci ha scritto al 340-5186-036, ci ha scritto Riccardo, grandissimi, vittoria pesantissima, ha battuto un'ottima squadra, ci aveva scritto Luigi precedentemente, siamo sul pezzo ma prendiamo troppi gol alla fine, però dai, l'importante è il risultato che è venuto a crearsi. E anche l'altro nostro ascoltatore Luigi che ci manda un che è bello soffrire per il nostro Scaste 2, effettivamente così si era formata. Vai? È vero quello che prendiamo molti gol, ma è proprio il margine di crescita. Cioè, se noi guardiamo a quello che magari può essere un difetto di quest'oggi e guardi a questo come la possibilità di non distrarti ad esempio sul calcio piazzato, o se guardi la possibilità di stringere meglio la marcatura all'esterno dell'area e quindi stare più compatti, sono tutti aspetti che tu puoi conquistare, sono rimedi che puoi ottenere, e quindi se già riesci a realizzare 3 gol avendo preso 2 gol che potevi evitare, significa che il tuo margine di crescita è notevole. Assolutamente così. Allora, con queste belle sensazioni ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla partita di venerdì con l'Udinese 18:30, sempre qui su Radio Super Sound. Ringrazio Vittorio per essere stato qui con noi. Grazie a te Andrea, grazie a tutti, buon proseguimento di serata, e vi ricordo che poi il commento a caldo completerà un po' quelli che sono i commenti della giornata. Assolutamente sì, quindi non perdetevi il commento a caldo del nostro Vittorio. Io sono Andrea Sanna, vi ringrazio per essere stato con noi. Come detto, l'appuntamento è a venerdì. Io vi lascio con i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso.
Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 0